le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai. Laggiù era buio, nessuno parlava, solo il rumore di una pala che scava, che scava. Le mani, la fronte, hanno il sudore di chi muore. Negli occhi, nel cuore, c'è un vuoto grande più del mare. Ritorna alla mente il viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno. Ma un'alba più nera, mentre il paese si risveglia, un sordo fragore ferma il respiro di chi è fuori. Paura, terrore, sul viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi leggiamo la Costituzione italiana, non tutta naturalmente, ma iniziamo a leggerla perché è molto importante. Perché oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa. Giornata mondiale della libertà di stampa. Capite bene, non sentite, ma ascoltate queste parole per far capire quanto importante è la libertà di stampa. Poi durante la sveglia Veneti di questa mattina ne parleremo anche con il professor Fabrizio Marella, che sarà collegato da Venezia, docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Se c'è il diritto di stampa dovrebbe essere un diritto internazionale. Allora leggiamo, poi presento gli ospiti. Allora la Costituzione italiana si apre così. Se ci si mette nello spirito della Costituzione, la vita cambia. Lo affermava Lorenza Carlassare, grande giurista e accademica italiana, autrice di una delle pietre miliari del costituzionalismo italiano, Conversazioni sulla Costituzione. Nella Carta c'è tutto,
Oltretutto principi, diritti, vivere sociale. E attraverso la lettura e lo studio dei 139 articoli che la compongono abbiamo la possibilità di conoscere il nostro paese e la sua storia, ma anche il nostro territorio e la nostra città. Partendo da questo testo, sintesi di diverse sensibilità e frutto di un confronto politico illuminato, abbiamo la possibilità di iniziare un vero percorso di educazione civica, conoscere i 12 principi fondamentali, così come le disposizioni su famiglia, Parlamento e governo, sono passaggi fondamentali nella vita e nella coscienza di ogni cittadino italiano. La Costituzione è la stella polare che tutti noi abbiamo il dovere di seguire, proprio da un nuovo modo di leggerla e viverla. Partendo dai banchi di scuola può nascere un'Italia forte ed equa e che, forte del suo passato, getta le basi per un futuro di lavoro, famiglia, solidarietà e pace. Allora, abbiamo iniziato a leggere questo primo paragrafo, ne parleremo questa mattina in presenza, abbiamo Giulio Topan, educatore cinofilo. Buongiorno Topan, grazie di essere qua con noi, non finirò mai di ringraziarlo perché fa un lavoro immane, addirittura anche in pediatria, pensate alla sensibilità di questo uomo. Abbiamo collegata da San Donà di Piave Christine Freund, presidente e riabilitazione e rieducazione è questa, Associazione Italiana di Riabilitazione è questa. Questo è quello che ho scritto, ma poi la conosciamo e lei ci racconterà i vari passaggi della sua vita per arrivare a questo, quanti paletti anche lei, quante delusioni, ma anche quanta gioia nel vedere poi che raggiungi l'obiettivo con questi ragazzi meravigliosi che io chiamo diversamente agili. Allora, io inizierei proprio da Giulio Topan. Allora, perché è diventato educatore cinofilo? Allora, io sono diventato educatore cinofilo ancora 18 anni fa e l'ho fatto principalmente per una mia cultura personale. Avevo un cane a casa e volevo conoscerlo di più. Quindi non lo pensavo come lavoro, non lo pensavo come appunto un impiego, ma solo come cultura mia. Infatti ho fatto il corso, ho acquisito tante competenze e poi è stato messo là il titolo di educatore e 8 anni fa invece l'ho ritirato fuori dal cassetto e ho trasformato appunto, ho iniziato a utilizzare le mie competenze per dare le informazioni che avevo ricevuto per aiutare gli altri, i proprietari dei cani, dei nostri amici a quattro zampe. Perché ha deciso questo? Perché si è accorto che qualcosa non andava tra rapporto proprietario e animale, indipendentemente dal cane, ma può essere anche il cavallo, poi ne parleremo anche con Christine, ma può essere un gatto, un uccellino, qualsiasi cosa. Prego. No, perché ha permesso questo di capire quanto importante per me fosse stato conoscere il mio cane e il suo linguaggio. E quanto migliore è stato poi il nostro rapporto. Per questo ho detto, se ha aiutato me, perché non dare queste competenze anche ad altri ed essere utili insomma per supportare o per far conoscere semplicemente il linguaggio di un cane che è completamente diverso dal nostro linguaggio. Grazie Topan, allora io devo dare la linea a Antonio a Padova perché sennò mi cade la linea. Ciao Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Antonio, fammi una cortesia. Prego. Saluta prima cosa Rinaldo, la Giulia, la Bruna, tutte le persone. Rinaldo è in ospedale con il Covid, è il primo ogni mattina che prendeva la linea. Salutalo tu per far capire quanto vicini siamo a queste persone. Salutale, vai Antonio. Le saluto tutte Mirella, tutte quante. Io saluto sempre tutti quando prendo la linea, Mirella, lo dico sempre. Ma in particolare questa mattina un abbraccio glielo diamo a Rinaldo e a tutte le persone che sono in difficoltà fisica. Sì, guarda che guariscono, che a me dispiace perché siamo ancora qui che parliamo di queste malattie qua, che bisognerebbe essere, va bene. Io ce l'ho a morte perché non c'è libertà di stampa in Italia. Io, prima cosa che avrei fatto quando si è insediato il governo Meloni, avrei tolto via il canone della televisione sulle bollette, perché io pago il canone solo se tu mi dai i servizi che voglio io, non che tu, Stato, ti prendi i soldi nelle buste della corrente e dopo dai le notizie che pare a te, anche perché ho sentito tramite i social
che una mostra della Resistenza a Napoli è stata sabotata da persone antidemocratiche, perché su questa mostra c'era di tutto, perché l'Italia è stata liberata sia dagli americani e sia dai russi, ma forse a qualcuno non piaceva che c'erano fotografie dei russi in questa mostra, e persone filo-ucraine antidemocratiche l'hanno devastata e hanno sputato addosso alle persone che erano dentro a vedere questa mostra. A me questo mi fa rabbia, ma mi fa rabbia più che altro la televisione che non ha fatto cenno di queste notizie qua. La televisione ormai è, non lo so, è plasmata, è filo occidentale, filo quel che ti pare. Ma la libertà di stampa in Italia non esiste, difatti siamo al 50° posto come libertà di stampa, ma non solo di stampa, anche dalle notizie dei telegiornali. E a me quello che mi fa rabbia è che se in Italia siamo messi così male è proprio per colpa dei nostri media, di quello che ci mandano nei notiziari. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito le riflessioni di Antonio, adesso andiamo da Cristina Freund, questa presidente cielo, 7° cielo ONLUS, ma che raggruppa tante sigle, è un centro molto importante. Allora Cristina, cosa ci dice? Finalmente è arrivata la primavera, finalmente si può respirare un po' di più, anche se non è passata del tutto, perché come avete sentito da Antonio abbiamo il nostro Rinaldo che in ospedale ha preso il Covid, purtroppo, perciò dobbiamo capire che non è proprio tana libera, dobbiamo stare un po' più attenti, ma siamo più liberi. Prego Cristina. Buongiorno, grazie per la pioggia innanzitutto. Grazie per la pioggia innanzitutto, brava Cristina, prego. Libertà della stampa. Libertà della stampa è anche un po' determinato dal mercato, perché la gente non vuole leggere cose importanti, realistiche, vogliono leggere scandali, drammi, eccetera. Vuol dire che la stampa consegna quello che richiede il mercato, che è un peccato. Però adesso io vorrei parlare anche di quello che fa Cristina, perché fa un lavoro importante, fa un lavoro veramente con questo animale meraviglioso che è il cavallo, che forse qui, almeno qui da noi, siamo abituati poco a vedere, ad ascoltare, anche a praticare questo sport, perché forse qui da noi abbiamo anche la fortuna di avere un ippodromo meraviglioso, però forse non ci rendiamo conto, perché era forse uno sport d'élite, ecco, poco vicino alle persone, invece è sbagliato, sbagliatissimo. Io lunedì mattino ho avuto, grazie al direttore e al presidente dei ippodromi Nord-Est, questi cavalli a Villa Margherita, e devo dire veramente che è meraviglioso, i centri estivi, un po' tutto, ma soprattutto quanto i bambini, i ragazzi amano questi animali e come si avvicinano. Prego Cristina, forse dobbiamo anche noi migliorare, cambiare, farci vedere di più con questi animali. Cosa dice Cristina? Allora, ovviamente i cavalli sono animali strepitosi. È vero che l'equitazione e l'approccio al cavallo viene considerato troppo spesso come uno sport d'élite, che non lo è per niente. Cavalli sono molto importanti nell'incontro con le persone, soprattutto con le persone disabili, perché i cavalli sono caratterizzati da una grande empatia negli individui che hanno attorno, leggono tanto il nostro corpo e capiscono quando hanno a che fare con persone fragili o vulnerabili, e il loro comportamento, non di tutti i cavalli ovviamente, bisogna prepararli, bisogna formarli, ma hanno la capacità di incontrare queste persone vulnerabili in maniera particolarmente empatica. Allora, questo rapporto però sta migliorando, forse si sta capendo, forse grazie ai centri estivi, anche a questi centri dove i genitori hanno capito l'importanza di portare i loro figli. Specialmente lei è stata una delle prime che si è avvicinata al mondo delle fragilità, o sbaglio Cristina?
Se sono stata uno dei primi non lo so, ma mi sono avvicinata decisamente per dare accesso a più persone. Noi abbiamo scoperto nell'arco che abbiamo iniziato di lavorare con i cavalli, abbiamo scoperto che tantissimi bambini non conoscono animali, li considerano spesso come giocattolo. Ovviamente non la colpa dei bambini, è la colpa dei genitori che non capisce che bisogna insegnare il rispetto e l'amore fin dall'inizio, il rispetto e amore per la natura. E questo significa che tutti questi animali non sono a nostra disposizione e noi possiamo fare ciò che vogliamo, ma bisogna rispettarli nei loro bisogni, nelle loro caratteristiche, e per poter rispettarli ci vuole preparazione, informazione, perché devo capire chi ho di fronte per poter incontrarlo in maniera giusta. Come ha detto l'allenatore cinofilo, giustamente bisogna capire come reagisce l'animale, e perciò abbiamo fatto anche una piccola fattoria didattica, così che possiamo vedere diversi animali e spiegare le caratteristiche ai bambini soprattutto. Abbiamo Nadia, la nostra Nadia. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io ho telefonato per salutare tanto Rinaldo. Brava Nadia, brava. E fargli tanti auguri, che ci manca la sua telefonata ogni mattina. E anche la Giulia e la signora Bruna. Brava, grazie. E guarda, io del fatto della legna ho ricevuto tanta solidarietà. Hai visto? Perché gente che passava e ho avuto conforto. Grazie, arrivederci e buona giornata e tanti auguri a tutti. Grazie Nadia, sono parole molto importanti, tu sai quanto bene fanno queste persone. Rinaldo comunque ha chiamato ieri dall'ospedale, non si arrende anche se è all'ospedale, perciò penso che la tua telefonata faccia piacere a tante persone. Allora, quello che ha detto Christine è molto importante, devi conoscere, come si spiegava prima, questo animale che hai, indipendentemente che sia il cavallo, il cane, il gatto, ma conoscere e capire anche che lui ha le sue esigenze, che non sono le tue voglie o quello che tu vuoi fare in quella giornata. Devi parlare, devi capire che anche lui parla un'altra lingua, ma tu lo devi capire. Prego Tupã. Sì, il cane, come qualsiasi animale, ha un linguaggio diverso e delle esigenze completamente diverse dalle nostre, e quindi è importante comunque conoscerle e soprattutto rispettarle, perché non è sempre detto che appunto la nostra esigenza sia anche quella del cane. Tante volte appunto mi capita di vedere, si parlava prima del mare magari. Ecco appunto, fra poco aprirà la stagione estiva e la prego Tupã di dire che non possono fare tutto quello che vuoi tu, questi animali meravigliosi. No, è bellissimo passare del tempo con il proprio animale, con il proprio cane, bisogna capire qual è la situazione ideale per lui. Tante volte si vedono magari ad agosto persone che rimangono sotto il sole tutto il giorno con il proprio cane. È effettivamente un nostro bisogno, un bisogno del cane. Il cane preferirebbe farsi la passeggiata in montagna, correre più nei boschi e non magari stare 8 ore sotto il sole cocente. La sabbia l'ho valutata perché comunque noi abbiamo i sandali e quando la sabbia scotta lo sentiamo, loro invece non hanno protezioni, e quindi anche lì è da capire ogni volta se effettivamente l'esigenza è solo mia, oppure la posso condividere la mia esigenza con il cane cercando un'attività che possa far bene sia a me che a lui. E soprattutto anche quando vedi che questo cane è sfinito con questa lanciata di palline, di legni, e vai e su, vedi che proprio non ce la fa più, smettila, niente da fare. Ecco, è come se facessero un piacere al cane, invece fanno veramente del male a questi animali che sono sfiniti 100 bagni perché deve andare sempre in acqua, poi quando arriva su non deve sporcarsi, non deve andare sulla sabbia, lui la prima cosa che fa, poveretto, va sulla sabbia, perché l'acqua del mare sappiamo benissimo che non va bene sempre e tanto all'animale, o sbaglio Tupã? No, sì, bisogna appunto avere tantissime accortezze, e io dico sempre che il cane è
un qualcosa di eccezionale, lui stima l'uomo in maniera sovrasmisurata e tante volte invece noi non ce ne rendiamo conto che sì, lui lo fa per noi, ma noi lo facciamo per lui. Ed è secondo me un punto di riflessione, perché ho deciso di vivere la mia vita con un altro essere vivente e quindi ogni cosa che faccio devo capire, lo faccio per me o lo faccio perché può far bene a lui. Allora Cristina, e poi la sensibilità delle persone, ne abbiamo già discusso con lei diverse volte, cioè l'animale non è che recepisce e capisce la disabilità, ad esempio la fragilità, lui non la vede, sono le persone che fanno notare questo, non si rendono conto che l'animale vede solo la persona, il bambino, la bambina, il ragazzo e la ragazza. Ecco, anche da parte dei genitori c'è mancanza di sensibilità, ma qualcosa sta migliorando o sbaglio, Cristina? Grazie a voi poi. Se sta migliorando in un arco molto divulgato dalla gente, non so. Io vedo purtroppo troppo spesso che le persone consumano gli animali, proprio regalo di Natale, regalo di compleanno. Per un bambino non può essere un animale, un essere vivente, senza aver riflettuto molto bene che il cane, per esempio, vive per 15 anni. E cosa faccio? Quando ho oggi 40 anni, fra 15 anni ne avrò 55, devo pensare a lungo termine per il bene dell'animale e io temo che non migliora tantissimo questo approccio di consumo. Cosa ne pensa Topà? È vero quello che dice Cristina, poco miglioramento? Io speravo tanto che Cristina mi dicesse sì, è vero, invece Cristina, siccome una persona schietta e sincera, dice ma non lo so, non ci credo molto e non vedo molto miglioramento. È un miglioramento però lento, nel senso che ormai c'è sempre di più questo bisogno di avere un cane e poca informazione. Prossima settimana ad esempio faremo un evento con l'EMPA proprio per parlare dell'adozione consapevole, cioè prima di prendere un animale conosco, ho analizzato tutti gli aspetti, casa mia è idonea, quale animale può essere idoneo per me, posso e riesco a prendermene cura per tutti i 15-20 anni della sua vita. Sono tutte riflessioni che prima di fare un passo, che mi sto portando a casa un essere vivente, devo mettermi a tavolino e analizzare punto per punto tutte le varie cose. Non è un'esigenza, mi sveglio la mattina, voglio un cane e domani ce l'ho. Sono percorsi che secondo me devono essere fatti e la figura dell'educatore deve essere, a mio avviso, utilizzata anche prima di avere un cane. Ci capita raramente, ma sta iniziando, che qualcuno ci contatti prima di fare questo passo, perché vuole informarsi, vuole capire qual è il cane che può essere idoneo per lui, capire se la sua casa, se la casa può essere idonea, quali sono i pro e i contro. E questo è un bel lavoro e davanti hai delle persone che consapevolmente sanno che percorreranno pezzi della loro vita con un altro essere vivente. Quello che io mi chiedo anche, specialmente si vedono a varie fasi nelle televisioni un tipo di cane. Dopo un mese vedi solo quel tipo di cane là, perché fa moda, perché fa in. Ma sono messaggi sbagliatissimi, anche perché, e vorrei che lei mi spiegasse, non tutti gli animali di certe dimensioni, a mio avviso, vanno bene in un appartamento. Vedi veramente degli animali, come dice lei, che hanno bisogno di correre, di stare all'aria aperta, di avere degli spazi in base alle dimensioni, o non è vero? Cioè... Ogni razza ha delle particolarità e quindi anche lì non è detto che una tipologia di cane che magari mi sono innamorato appunto perché l'ho guardato in un cartone animato piuttosto che un film sia adatto a me e alle mie esigenze. Anche loro hanno... ci sono razze diverse, cani diversi con esigenze completamente diverse, quindi non è detto che effettivamente un cane di grossa taglia possa adattarsi all'appartamento, ma come non è detto che magari un cane di piccola taglia che uno dice boh, me lo prendo perché sono in appartamento, sia l'ambiente giusto, perché può avere, anche se di piccola taglia, delle esigenze completamente diverse.
Sentite cosa sta raccontando e come sta spiegando Giulio Topan l'importanza di quando si adotta un cane. Per fortuna che adesso ci sono le adozioni, dico io per fortuna, perché con tutti i cani randagi, abbandonati che avevamo, la cosa sta migliorando, però grazie a voi, grazie a queste associazioni di volontariato, è veramente che è migliorato di molto la situazione, perché se non altro hanno trovato una casa, un rifugio, hanno trovato una famiglia, perché voi siete una famiglia, veramente, io non so come ringraziarvi. Abbiamo Valentino da Padova. Ciao Valentino. Ciao. Senti, io volevo sapere una cosa, se riesci a farmi chiarezza. Dimmi. Ieri mi è arrivata una multa della macchina perché avevo le ruote davanti sopra la striscia bianca fermo un semaforo. Ma è una cosa giusta questa? Basta così Valentino. Sì, tutto qua volevo dirti. Allora Valentino, non so darti la risposta esatta, però so che devi stare prima della linea bianca, non sopra la linea bianca. Ci sono addirittura dei semafori che se tu stai sopra la riga bianca non cambia, perciò rimane fisso e perciò non dai la possibilità di far passare altre persone. Devi rimanere prima della riga, però mi informerò, poi ti farò sapere, perché sai che non mi piace dire le cose che non conoscono. Domani mattina te lo faccio sapere se è giusta questa contravvenzione che ti è arrivata, questa multa che hai preso, perché è giusto che tu sappia se hai sbagliato o no. A parte che potresti fare anche una telefonata alla polizia locale di Padova dove hai preso questa contravvenzione e capire se è giusta o se è sbagliata, perché forse loro sono più adatti di me da rispondere, ma ho capito la telefonata perché quando c'è un'ingiustizia chiamano Sveglia Veneti, perché sanno che qualcuno li ascolta. Comunque prova a fare questa telefonata Valentino, ma mi informo anch'io. Grazie. Allora Cristina, quello che ha detto è molto importante, ma anche il cavallo ha certe esigenze, anche avvicinarsi al cavallo devi capire come avvicinarti, perché lui vede davanti, non puoi arrivare all'improvviso dove vuoi tu, o sbaglio, ma non si tiene in considerazione, ma a mio avviso, proprio perché non si conosce, no perché no, non si conosce, non si sa, prego. Il più importante, scusami Relax se devo correggerti, il cavallo ha un campo visivo di circa 320 gradi, questo significa senza muovere la sua testa vede anche la zona accanto e dietro di sé e per questo si spaventa quando ti avvicini da dietro, ti vede e tu non ti rendi conto che lui ti vede. Hai capito? Sì, allora, cioè, vedi, sono piccole cose, ma bisogna informarsi. Vedi che mi avevano dato un'informazione sbagliata. Mi fa molto piacere che mi hai corretto, perché avevo dato un'informazione sbagliata, perché mi avevano detto così. Grande Cristina, vedi che serve che vieni per informare, perché non tutto quello che si sente è corretto, anche se te l'ha detto qualcuno che pensi che ti abbia detto la verità. Prego Cristina, vai. Sì, è vero, esistono tante storie attorno a tutti questi animali, incluso i cani, i cavalli, non lo so, tutti gli animali, conigli, tutti pensano un coniglio lo tengo nella gabbia e tutto va bene e non me ne occupo. Tutte queste cose non sono vere. Io voglio sottolineare, prima di prendere un animale qualsiasi, bisogna informarsi e questo non è un forse lo faccio, questo è un obbligo. E ho il compito io di fornirmi queste informazioni, non posso sedermi lì a aspettare che mi avvengano da qualche parte. Molto importante, grazie Cristina. Abbiamo Lina da Valdagno. Ciao Lina. Ciao Mirella, grazie di quello che fai. Per prima cosa saluto te e i tuoi ospiti e Rinaldo e tutti gli amici che hai di Sveglia Veneti. Grazie. Guarda, per me sentirti, perché ti guardo ogni mattina, sei l'unica compagnia che ho io. Mirella, grazie alle famiglie di Sveglia Veneti, scusami se ti ho disturbato, ma guarda, sono riuscita a prendere la linea, ho detto devo salutarlo per forza. Comunque Mirella, grazie di quello che fai
non so altro cosa dirti. Basta, basta Lina, hai detto, siamo in tanti, non è solo la Mirella, ci mancherebbe, siete voi, Lo so, Mirella, sai che dico tutti. sempre che siete voi la mia benzina, io sono il motore ma se non ho la benzina il motore sta fermo, perciò siete voi la benzina. Comunque grazie Lina anche di aver salutato Rinaldo, perché sei molto importante, specialmente quando sei ammalato e sei in ospedale, sentire che le persone ti sono vicine, e sono sicura che lui ti sta ascoltando, spero non stia tanto male, ecco, e di risentirlo presto. Allora, quello che ha detto Christine è molto importante, Topan, però il problema è l'informazione. Ecco, adesso io penso che anche queste passeggiate, queste adozioni, ecco, queste uscite che fate in tanti per far capire l'importanza dell'adozione anche dell'animale è fondamentale, prego. Sì, noi organizziamo spesso anche delle passeggiate di gruppo e sono delle passeggiate per uno, fare unione e fare rete tra i proprietari dei cani e guidarli in esperienze diverse, perché la passeggiata con il cane non è solo la passeggiata sotto i portici vicino ai negozi, ma quando faccio la passeggiata con il mio cane è un tempo che dedico a me e dedico a lui, quindi è una coppia. E quindi anche capire come poter utilizzare questo nostro tempo per divertirci insieme può essere utile per migliorare l'unione e questa sintonia che posso avere con il cane. E quindi tante esperienze che vengono fatte sia per noi come passeggiate in città ma anche fuori aiutano al proprietario a capire come posso condurre il mio cane al guinzaglio, come posso essere utile per lui durante la passeggiata, perché se per me la passeggiata, la priorità è guardare i negozi, sì, sto facendo una passeggiata ma la sto facendo per me, non per il benessere del mio cane. Probabilmente il mio cane starebbe meglio a casa perché è preso da molti stimoli, da molte persone che lo circondano, molti rumori, probabilmente non sta vivendo bene quella passeggiata. E utilizzare invece cose che si trovano in città per rendere una passeggiata divertente per il nostro cane. Mi viene in mente, ogni tanto trovo una panchina, perché non gli chiedo un salta? Oppure ci sono i paletti lungo la strada, perché non faccio uno slalom col cane? Questa è una passeggiata che, pur essendo fatta in città, rende divertente per il mio cane una serie e stimolante questa esperienza che viene vissuta tra il proprietario e il cane. Pubblicità. Eccoci qui a Villa Margherita, sono Valentina, tesoriere provinciale dell'EMPA, in questa bellissima location per la prima manifestazione 1° maggio di EMPA che partecipa agli eventi di Villa Margherita. Speriamo che sia una prima passeggiata di tante altre, venite a trovarci, ci sono tutti i nostri volontari, i nostri cagnolini in cerca di adozione, come vedete siamo in tantissimi, passeggiare fa bene, è un momento per stare insieme, per rilassarsi, per condividere degli spazi di questa location, come ho già detto, meravigliosa. Ci trovate nei nostri social per la prossima passeggiata e passate il rifugio del cane a Ponzano a trovarci, e a presto anche con i piccoli micetti abbandonati che recupereremo nel territorio, purtroppo. Grazie a voi, grazie della vostra presenza e a prestissimo. Certo, queste aree sono fantastiche, questa Villa Margherita che quando sei là vicino, avete visto, sembra di essere grande 2 centimetri, sei in 5.000 sembra di essere in 50, è talmente grande, talmente maestosa che veramente tutto scompare di fronte a questa meraviglia che abbiamo di Villa Manfrin, detta Margherita. Ecco, il cane e l'adozione, sono aumentate le adozioni, ma sono aumentate, come diceva Christine, perché è Pasqua, è Natale, faccio il regalo del bambino senza rendermi conto che poi il cane vive 15 anni, devo avere le massime attenzioni, devo conoscerlo, sapere, informarmi. Prego, Topan. Purtroppo sì, continua il discorso dell'abbandono, perché molte persone appunto prendono il cane senza pensare prima a cosa vuol dire avere un cane, e quando si rendono conto che non riescono più a tenerlo, ma perché magari gli stravolge la vita o perché non lo sanno gestire, la cosa più semplice è lo do via e
E questo passaggio invece deve essere fatto prima, perché ho preso un essere vivente, l'ho portato a casa mia, l'ho inserito in un contesto e non posso dopo abbandonarlo come un oggetto, perché comunque è una creatura che vive. E quindi EMPA fa un grandissimo lavoro con tutti i loro volontari, perché effettivamente poi c'è bisogno di supporto per questi cani che vengono abbandonati, perché non è solo offrire uno spazio per tenere il cane finché qualcuno non lo adotti. È proprio dare un supporto al cane, continuarlo a far interagire con altri cani, proporgli delle attività. E ho avuto modo appunto di visitare EMPA e sì, secondo me loro stanno facendo un lavoro meraviglioso e sono poi tutti volontari che brillano negli occhi e portano gioia a questi cani che sono stati abbandonati. Abbiamo Livio da Padova. Ciao Livio, ben arrivato. Grazie Mirella, ciao e un saluto al tuo ospite. Volevo chiedergli un consiglio. Dunque, io ho mia figlia che ha un bastardino, un cane molto affettuoso, e me lo porta spesso qui 2 o 3 giorni quando ha qualche impegno, oppure adesso addirittura in giugno devono andare in California e allora me lo porterà per 2 settimane qui da me. E io gli voglio molto bene a questo cagnolino, però l'ho abituato, quando mangio lui si mette tra le mie ginocchia e l'ho abituato a dare qualche piccolo bocconcino piccolo, e mia figlia mi dice sempre non dargli niente al suo, come si chiama? Le sue crocchette? Ecco, le crocchette, alle sue crocchette non dargli niente perché gli fa male, poi rimette, eccetera. E allora io cerco di ascoltare quello che mi dice, ma a volte non riesco, gli do qualche bocconcino, poco, molto poco, però lei mi continua a dirmi è male, non devi, l'hai abituato, e non devi farti impietosire, non dargli niente. Ecco, io volevo solo sapere se questi piccoli assaggi possono fargli male, oppure devo continuare, devo smettere e non dargli niente, appunto per non correre nel pericolo che poi rimetta, eccetera. Insomma, ecco. Grazie, vi saluto. Allora, prima di rispondere a Livio, perché la nostra Cristina alle 55 deve andare perché ha un impegno importante, volevo ritornare al cavallo. Allora, Cristina, lunedì avevamo anche il cavallo di Legnaro, dove hanno creato un puzzle che tu devi costruire il cavallo. Beh, voi doveste vedere quanto bravi questi bambini a fare questo. Lo faccio vedere subito. Andiamo a vedere Villa Margherita inclusiva, puzzle cavallo più giro a cavallo, perché è stata molto bella questa cosa, grazie agli amici di Legnaro, gli amici a cavallo. Ciao a tutti, sono Claudio Maniero, vengo da Funesse, nel Bellunese. Sono il socio fondatore della SD Legnaro a Cavallo, che è nata dal prologo di Legnaro in provincia di Padova, per portare la cultura del cavallo nelle scuole e dove c'è bisogno. Siamo a Villa Margherita a Treviso, dove c'è la festa, chiamiamola festa dell'inclusione, quindi ci sono varie associazioni presenti, siamo presenti anche noi per portare un po' questo progetto della cultura del cavallo. Abbiamo già avuto un paio di contatti per portarlo nelle scuole di Treviso e di Zerabranco, quindi siamo a disposizione. Questo progetto di inclusione, di portare la cultura del cavallo nelle scuole, è patrocinato anche dalla Federazione Veneto, quindi Federazione Italiana Sport Equestri, Comitato Veneto. La Clara Campese è la presidente e ci crede molto in questo progetto, quindi portare i cavalli fuori dai maneggi e portarli dove c'è bisogno, quindi nelle scuole. Dopodiché siamo tutti volontari, lo facciamo come volontari. Le scuole che hanno bisogno di parlare di questo, se non c'è lo spazio, perché noi possiamo andare anche con i cavalli veri, quindi carne ed ossa, coi pony, però dove non c'è lo spazio cosa si fa? Li portiamo così, li costruiamo come puzzle
e dove non c'è lo spazio, perché non tutte le scuole purtroppo hanno lo spazio, quindi lo facciamo dentro in aula, e soprattutto quello che ci piace anche portare il messaggio anche ai bambini che sono un po' più in difficoltà, quelli ricoverati nelle pediatrie che non possono uscire, e li facciamo partecipare, quindi portiamo il cavallo che grazie alla linea F di Padova ci ha donato, ci ha fatto questo regalo, questo cavallo montabile, e lo portiamo a far vedere, a far divertire i ragazzini e a far giocare. Mi è piaciuto molto costruire il cavallo con i pezzi, non l'avevo mai fatto. L'ho messo a posto come un puzzle. Ti è piaciuto? Sì, molto. E ora questo cavallo è bellissimo, mi piace di più, perché qua ci sono due presidenti, come si dice? Due ragazzi intelligenti, insomma. E cosa ti hanno fatto fare questi ragazzi? Ho fatto montare i pezzi di cavallo. Ho fatto un giro qua in questa zona, poi ho fatto un giro dalla fontana che c'è qua a fianco e poi mi hanno fatto scendere. Sono la nonna di Bianca, una piccola appassionata di cavalli, ma secondo me è un po' figlia d'arte, perché io avevo il mio papà della cavalleria. E quindi è stato oggi importante arrivare a questa manifestazione e offrire a Bianca un assaggio di quello che il nonno faceva abitualmente, il bisnonno per lei. Abbiamo portato oggi per l'evento appunto Persian Sun, un cavallo da corsa plurivincitore e che però adesso in pensione si occupa di portare in giro un po' di bambini. Noi queste iniziative siamo sempre propensi a venire, perché poi tutto sommato i bambini sono un lancio per tutto l'ambiente ippico, no? E preferiamo appunto coltivare questo tipo di iniziative a 360 gradi. Abbiamo appunto da generazioni facciamo appunto di queste cose qui e ci occupiamo soprattutto di corse di cavalli, che però non sono finalizzati soltanto appunto alla corsa in sé, ma a tutte le attività ippiche che normalmente insomma ci sono e che vengono frequentate dal pubblico. Com'è andato oggi, Emanuele, il giro in cavallo? Bene. Bene? Ti è piaciuto? Tanto. Era da tanto tempo che aspettavi questo momento. Sì, lo so io che... Però guarda, io ti ho dato una mano, ma adesso devo andare anche a mangiare perché mi hai fatto perdere energia. Devo mangiare un bel panino, andiamo assieme a mangiare un panino. No, grazie, no? Io ho già mangiato. Hai già mangiato tu? Sì. Evviva i cavalli! Allora Cristina, come ci saluti? Ecco l'importanza, ecco io spero di continuare un progetto con te, io ho bisogno di persone esperte, valide, che credono nel progetto dell'inclusività, abbiamo questo posto che tu hai visto, ecco cercare veramente di sfruttarlo per dare gioia, pensa a questa ragazza, questa che hai visto ultima, Cristina, non voleva più scendere dal cavallo, era 2 anni che aspettava, neanche mangiare, non gli interessava niente, questo giro per lei era una cosa fondamentale. Prego Cristina. Maria, rimani in linea per cortesia, prego. È appunto per questo motivo che devo salutarvi adesso, perché ho un incontro con un gruppo di persone da una comunità residenziale che vengono da noi oggi per salire la prima volta sul cavallo, perciò il mio appuntamento oggi è molto molto importante, perché questo porta un sacco di benessere alle persone con bisogni particolari. Grazie Cristina, a presto, salutiamo Christine Freund, Settimo Cielo, Onlus che raggruppa tante sigle, grazie veramente per quello che fa Cristina, è una cosa incredibile, ma soprattutto la professionalità che ha Cristina, che non è da scartare di sicuro. Grazie Cristina e buon lavoro. Ciao Maria, eccomi qua. Maria? Pronto? Sì, prego Maria. Senta signora, io guardi, lei fa delle trasmissioni stupende, complimenti, mille complimenti, però signora, io
tento di chiamarla tante volte. Io vorrei, se lei mi dasse qualche ragguaglio sulle pensioni, ma me lo può per fare questo favore? Perché io non riesco mai a prendere la linea quando parla di quelle. Ma io non riesco a capire come non fate a prendere la linea, veramente non riesco a capirlo. Comunque si capirà. Ascolta, Maria, ascolta, ieri avevo la segretaria generale della CGIL che ha parlato proprio anche di questo. Adesso mi manderà le tabelle, le nuove tabelle, perché non sono più quelle di prima. Perciò Maria, tu appena lei me le manda io le leggerò anche con un addetto ai lavori, così capirete bene, perché per voi è molto importante, lo so. Quello che voglio aggiungere a Maria è che dovete andare in qualsiasi CAF a rivedere le vostre pensioni. Andate a rivedere le pensioni perché sta cambiando tutto ed era già cambiato. Perciò fatevi accompagnare anche da associazioni di volontariato, se non avete parenti, a rivedere all'INPS com'è la situazione o al CAF. Perciò Maria, stai tranquilla che appena mi manda queste schede vedrai che capirai bene, perché le farò spiegare da un addetto ai lavori. Grazie Maria. Allora intanto Topà rispondiamo a Livio, che non se ne smenteghiamo, che aspetta la risposta. Anche lì è utile sapere cosa il cane può mangiare e cosa no, perché comunque hanno un'alimentazione seppur simile alla nostra, però diversa. Io quello che consiglio è magari trovare dei premietti e al posto di darglieli così creare un'attività assieme al cane, perché a casa posso magari con dei vasetti di yogurt vuoti girarli, nascondere un premietto sotto e far cercare al cane. Ecco che è una semplice attività, un semplice gioco, ma utile per il cane perché continua a utilizzare il fiuto. Non è solo un mangiarsi il premietto così, ma è un premietto che me lo sono conquistato cercando qualcosa, e quindi al posto di allungarglielo alla tavola, magari dopo che ho finito di mangiare, crea un'attività divertente per il cane. Hai capito Livio? È un insegnamento molto importante, ma anche perché dobbiamo capire che ognuno ha il proprio modo, diciamo, di gestire l'animale. La figlia lo gestisce in una maniera, Livio non è che sia tanto propenso, però una volta, quello che vorremmo capire, non c'erano le crocchette e il cane mangiava di tutto. Addirittura io ho delle persone che continuano con questo. Allora qual è la versione giusta? Ci sono crocchette e crocchette, c'è mangiare e mangiare, per bisogna anche capire anche questo, cosa dai, cosa fa bene, no? Puoi dare quello che mangi tu, ma cosa mangi? Prego Topà. Lì si entra in un argomento molto, molto vasto. Chiaramente il cane di una volta che viveva in campagna era abituato a mangiare gli avanzi delle persone, aveva un determinato stile di vita. Adesso la civiltà è andata avanti e anche per noi come sono aumentate le allergie o le intolleranze anche per i cani, quindi la parte nutrizionale del cane effettivamente è qualcosa di molto importante e anche lì c'è bisogno di informazione su cosa è giusto per il mio cane. Soprattutto quello anche, certo. Anche perché una cosa importante da capire è bisogna vedere anche che cibi dai, perché se non fanno tanto bene neanche a te, non fanno di sicuro bene anche all'animale, per tutta questione di informare, come dice la figlia di Livio, papà non fare questo perché non va bene, per solo che Livio ogni tanto, infatti ha sentito tuo papà, ha detto un pezzettino piccolino, è come una scusante, non glielo do grosso il pezzetto, lo do un pezzettino piccolino. Allora andiamo a vedere anche le foto che ha mandato Topà, queste immagini dell'addestramento cani, poi vediamo anche le foto, vediamo cosa manda la regia e così le commentiamo. Eccole qua, qui dove siamo allora? Qui siamo nel nostro centro cinofilo dove appunto gli educatori, si trova? Qui a San Biagio, ecco. di Callalta, e sono appunto attività che gli educatori stanno facendo ai cani che ci vengono a trovare. Queste sono le puppy class, quindi delle classi adatte ai cuccioli dai 2 ai 6 mesi, perché anche loro devono essere introdotti nelle famiglie, quindi si dà supporto alle famiglie per capire come sta comunicando il nostro cucciolo rispetto ad altri cani. E quindi sono tutte attività mirate, uno per far vivere delle esperienze ai cani, ma soprattutto per dare cultura e conoscenza al proprietario che si trova a gestire un nuovo ingresso in famiglia. Allora, bellissime queste immagini che abbiamo visto, questo addestramento e queste foto, però la mia domanda è anche questa, prima si parlava di pediatria, voi siete arrivati in pediatria?
Allora, io sono clown in corsia e ci eravamo già conosciuti. Per fortuna l'ospedale di Treviso e anche la pediatria ha aperto l'ingresso alla pet therapy e quindi parlo a livello in pediatria, è presente Ugo, portato da... Poi dobbiamo ringraziare anche il direttore generale Francesco Benazzi, certo, per la sensibilità che ha avuto, perché non è sempre così, bisogna dire grazie. E quindi c'è questo progetto con questo cane che appunto una volta ogni 15 giorni va a visitare i bambini in pediatria e vengono create delle attività adatte per dare supporto al bambino come che si trova in un momento un po' di difficoltà. Allora noi ringraziamo tantissimo Giulio Toppan, educatore cinofilo, per averci dato tante informazioni importanti per far capire che l'animale va seguito, va capito, va ascoltato, che non deve per forza fare quello che vuoi tu, ma devi capire il tuo animale, ecco, il tuo esserino, che bisogni ha e cosa puoi fare per aiutarlo a fare anche una passeggiata felice, non una passeggiata infelice. Grazie, grazie a Giulio Toppan, pubblicità. Lo sport, la creatività declinata in tutte le sue forme, la solidarietà. A Villa Margherita Inclusiva, progetto portato avanti da Mirella Tuzzato e dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, un 1° maggio dalle 1000 sfaccettature, libri e fumetti, agricoltura sostenibile e artigianato, sport e animali, numerose le realtà del territorio che si sono messe in gioco per offrire spunti e intrattenimento a tutti, nessuno escluso, come nell'ottica del progetto. E moltissimi i volti di grandi e piccini coinvolti nelle diverse attività. Oggi abbiamo la possibilità di esporre attraverso un progetto che si chiama Rifatti una serie di opere d'arte create dai ragazzi che sono all'interno del percorso insieme a dei materiali che vengono riciclati. È stato bello ricominciare a dimostrare che so fare queste cose, perché mi ero un po' buttata giù all'inizio perché pensavo di non essere più in grado dopo tanti anni che non prendevo il pennello in mano. Credevo di non essere in grado, invece stiamo facendo dei bei lavori sia io che le altre ragazze. Visitabile è la mostra dedicata a Mattia Battistetti, il 23enne di Montebelluna, morto sul lavoro 2 anni fa. Mamma Monica e papà Giuseppe pronti a tornare in tribunale per Mattia. Combattiamo con tutte le nostre forze, lo abbiamo sempre detto, finché abbiamo forza e finché ci sarà giustizia per Mattia andremo avanti. A concludere la giornata il concerto dei Radiofiera. Ci sono un sacco di motivi per cui siamo qua, ma la Mirella è il motivo principale. Siamo contenti di esserci, suoneremo le nostre canzoni, che dire ancora, sarà bellissimo. E sono veramente felice di avere assieme questa mattina in presenza il dottor Michele Gazzola, responsabile del centro polifunzionale CEIS Treviso. Grazie dottor Gazzola di essere qui con me questa mattina anche per commentare questi avvenimenti, ecco, queste feste meravigliose, questi eventi che facciamo a Villa Margherita. Qui devo ringraziare anche il direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi che mi ha dato la possibilità, perché fa parte del progetto di Villa Margherita Inclusiva, perché è molto importante. Saluto anche il professor Fabrizio Marella, dovrebbe essere collegato con noi da Venezia, vediamo se c'è. Eccolo qua il professor Marella, docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professore, che piacere rivederla. Buongiorno Mirella, piacere mio, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, dottor Gazzola, noi non conosciamo queste realtà, forse perché abbiamo tenuto questi ragazzi diciamo con delle fragilità troppo nascosti. Ecco, io sono dell'idea invece che voi state facendo un lavoro immane, perché state cercando un inserimento diverso, creando anche del lavoro, creando delle opportunità perché loro facciano vedere quello che viene fatto all'interno di questi centri, perché se li vedono sempre tra gli addetti ai lavori la gente a casa non riesce a capire ma cosa fanno questi ragazzi. Prego dottor Gazzola e grazie, e spieghi appunto il CEIS, perché ci sono varie sfaccettature. Sì. Allora, innanzitutto la ringrazio per questo invito, per così ecco, poterci
presentare, un po' far conoscere al territorio e ai telespettatori. Allora, il CEIS è un centro italiano di solidarietà. Nasce per opere grazie a Don Antonio Viale. Che era un grande amico mio. Don Antonio Viale, è venuto a mancare qualche tempo fa. E nasce per dare una risposta ai primi disagi che poi si manifestavano con l'uso delle sostanze, per cui un aiuto alle famiglie e un aiuto appunto ai giovani di allora. Sono trascorsi 40 anni, in effetti festeggeremo il 40ennio il prossimo anno. E cosa facciamo? Allora, è nato per dare una risposta alle tossicodipendenze, diciamo così, no? Poi nel corso del tempo il centro si è sviluppato, si è evoluto. Ora come ora operiamo nel campo delle dipendenze. Tossicodipendenze è anacronistico, ora come ora si definisce disturbo d'uso di sostanze. E poi nel campo della salute mentale, per cui con persone che hanno prevalentemente una sofferenza mentale, e poi anche degli inserimenti lavorativi. Praticamente il CEIS è un gruppo, no, di organismi, di entità in rete tra di loro che prendono in carico appunto queste persone e offrono dei percorsi che vanno appunto dall'intervento un po' più clinico, farmacologico, educativo, e inserimenti lavorativi grazie alla cooperativa Erga e inserimenti lavorativi grazie a Capogiro, che è un negozio, una sartoria che opera e così è indirizzato anche ai cittadini, insomma una sartoria dove vengono accolte un'utenza, persone solo di genere, per cui una cooperativa femminile. Avete sentito quante cose non sapevamo e che proprio grazie questa mattina al dottor Gazzole a queste feste inclusive, per capire che ci siamo anche noi. Ecco, siamo una società attiva, dobbiamo essere tutti in rete, dobbiamo conoscere, dobbiamo aiutarci, dobbiamo supportarci, specialmente quando ci sono delle fragilità. Allora, professor Fabrizio Marella, oggi è la giornata mondiale anche della libertà di stampa, ma lei è docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Anche la libertà di stampa dovrebbe essere un diritto internazionale, perché noi abbiamo assistito anche ieri a quello che sta succedendo un po' nel mondo, ecco, questo voler silenziare l'organo più importante che è l'informazione. Cosa ci dice, professor Marella? Certo, è un diritto che dobbiamo tenerci stretto, diciamo in linea di premessa che paradossalmente non è tecnicamente un diritto umano, però è un diritto che è al servizio di tutti gli altri, perché se non c'è libertà di stampa non c'è informazione, se non c'è informazione nessun cittadino è in grado di sapere cosa succede, quindi è un diritto molto molto prezioso. Qualcuno l'ha chiamato il quarto potere, e se il quarto potere però è esercitato bene insieme agli altri tre, la democrazia ovviamente ne beneficia. Diciamo che delle volte però la libertà di stampa viene anche un po' abusata, però ovviamente questo non scalfisce l'integralità di questo fondamentale diritto, quindi viva i giornalisti e viva la buona informazione. Allora, professor Marella, quello che preoccupa però sono questi diritti. Abbiamo visto tantissime persone, parliamo di bambini, dalle adozioni, ma c'è un diritto internazionale oppure sotto queste parole importantissime, queste sigle fondamentali, c'è qualcos'altro sotto che veramente ci fa paura, che è un business, che è un non ascoltare le esigenze di queste persone che hanno il diritto di vivere e di essere degne del nome che vuol dire uomo o donna o bambino, il rispetto, prego. Se ho ben capito la questione, cioè la domanda è se esistano dei diritti umani dei fanciulli, ma la risposta è positiva, c'è una convenzione ONU sui diritti umani dei fanciulli, anzi ce ne sono più di una, e per fortuna, perché sono ovviamente dei temi fondamentali. Non è solamente il problema ovviamente la tutela dei fanciulli, delle adozioni internazionali, insomma, che vediamo noi nel nostro territorio, ma si pensi addirittura che in molti paesi in guerra, ahimè, c'è ancora il fenomeno
fenomeno dei bambini soldato, che vuol dire distruggere completamente la vita ovviamente di questi poveri bambini. Quindi il diritto internazionale, per quello che può fare, ha messo in atto queste convenzioni. Professore, mi scusi, perché ha detto per quello che può fare? Perché qui torniamo sempre al problema che quando non funziona lo Stato si dice deve risolverlo il diritto internazionale, ma si dimentica che il diritto internazionale è il prodotto di un accordo tra gli Stati, quindi non è che può il diritto internazionale risolvere più di tanto i problemi interni a uno Stato che non funziona, quindi attenzione a non chiamare sempre l'altro, come si diceva nel 600, no? Francia o Spagna basta che se magna, non è così il diritto internazionale. Sì, ho capito, ma se c'è un accordo che poi non viene rispettato, cosa si fa? Se c'è un accordo che non viene rispettato, che voglio dire è abbastanza fisiologico che dalle centinaia di accordi qualche accordo non venga rispettato, ci sono comunque dei meccanismi di controllo. Pensiamo al caso Cospito, no? Cioè, noi ci siamo beccati una condanna alla Corte Europea dei Diritti Umani, che quindi voglio dire qualcosa si fa. Dopodiché nessuno può ordinare allo Stato italiano di fare una cosa specifica, però chiaramente, soprattutto in materia di diritti umani, ci sono dei meccanismi di controllo anche alle Nazioni Unite che stringono, come dire, la morsa nei confronti dello Stato, e nessun governante ha certamente piacere di andare a queste riunioni e sentirsi dire che per esempio l'Italia non rispetta i diritti umani per quanto riguarda questo o quel diritto. Quindi come siamo messi, professor Marella? Ci spieghi un po', perché io sono sempre orgogliosa di averla ospite, perché lei spiega cose che noi non sapremo e non sappiamo, ma nessuno ci racconta niente. Ecco, come è messa l'Italia in questi diritti internazionali? Messa bene, cioè noi siamo uno Stato molto virtuoso, noi siamo uno Stato che non solo ha tra gli obiettivi di politica estera la tutela dei diritti umani, ma siamo anche uno Stato che promuove il multilateralismo, quindi le istituzioni internazionali come l'ONU, l'Unione Europea, quindi siamo uno Stato in prima linea sul diritto internazionale. Forse anche perché siamo uno Stato piccolo, e di solito gli Stati piccoli sono quelli che più hanno interesse ad avere una disciplina internazionale. È chiaro che la potenza mondiale fa molta più fatica, come vediamo, a soggettarsi alle regole concordate con gli altri, perché è un fatto abbastanza naturale, però poi anche loro, insomma. Ecco, se avete visto, voglio aprire una piccola parentesi, perché questo consente di fare il collegamento tra libertà di stampa e diritto internazionale. Ieri, in seno alle Nazioni Unite, Assemblea Generale, è stata approvata una risoluzione in cui per la prima volta si parla dell'aggressione russa per quanto riguarda l'Ucraina. Questa risoluzione è stata approvata anche dalla Cina e dall'India. Ora, è un fatto importante perché, come sappiamo, all'Assemblea Generale si fa la politica internazionale, non il diritto internazionale, la politica internazionale, e nelle risoluzioni precedenti Cina e India si erano sempre astenute da qualunque constatazione o commento per quanto riguarda la situazione russa. Ieri per la prima volta abbiamo un piccolissimo mutamento di posizione. Ecco, questo secondo me è un fatto molto positivo, anche se ovviamente è stato decantato purtroppo da alcuni giornalisti non specialisti come la chiave di volta, no? Il grande cambiamento. Per carità, è una risoluzione che parla dei rapporti tra ONU e Consiglio d'Europa e constata che c'è stata un'aggressione in Russia, però se noi guardiamo a tutta la storia delle risoluzioni ONU nei confronti della Russia, questa è la prima volta in cui gli alleati più stretti della Russia, che sono la Cina e l'India, constatano assieme agli altri che c'è stata un'aggressione, e quindi forse questo può essere un primo passo significativo verso una rimodulazione del conflitto e un avvio verso i negoziati di pace. Poi che il Vaticano ci stia lavorando o meno, insomma, lo speriamo tutti, però è un segnale importante. Quindi il diritto internazionale, attenzione, funziona, perché se noi possiamo prendere un aereo e viaggiare, questo è grazie al diritto internazionale, no? Se noi facciamo trasmissioni televisive all'estero o possiamo importare ed esportare, visto che siamo in Veneto, questo lo facciamo grazie al diritto internazionale. Quindi attenzione a non confondere il diritto internazionale che funziona ogni giorno, che è il 90% della materia, con quel 10% di cui ovviamente si critica continuamente nei giornali, ma giustamente, che sono le cose che non funzionano. Però
L'esempio che faccio sempre così ad avvocati e colleghi che, non internazionalisti è questo. Dico, ma se in Italia c'è il codice penale vuol dire che non ci sono più omicidi e furti? No, quindi anche il diritto internazionale, insomma, diamogli un po' di flessibilità, ecco. E io l'ho invitata per questo, perché lei ci sta spiegando molto bene, ci ha già spiegato molto bene cosa vuol dire in diritto internazionale, anche la confusione che si faceva, perché non era quello che si pensava, e lei un po' alla volta ce lo sta spiegando ed è molto importante. Abbiamo Bruna da Rosà. Ciao Bruna. Ciao Mirella, volevo dirti cosa mi è successo ieri sera. Mirella? Sì, veloce, vai. Ieri sera sono venuti qua gli amici di mio marito, che ci conoscevamo da 20 anni, che io andavo a messa e lui appassionava a bere il caffè, anche a proprietari di fabbriche. Da quando ha visto che sono in televisione con te, ieri sera sono venuti qua che vuole che faccia una colletta fuori dalla chiesa. Cari. Ho detto, ma io non sono mica pazza, sto male e basta, non venite a insultarmi. Ho detto, se volete fare del male, se volete vendita, c'è il numero di 5% di dare a chi ha bisogno e Mirella sa chi deve darlo. Non vi deve umiliare una che non ne può più del male. Ma che coraggio avete? Perché non mi ricordo mica più arriva poi, l'hanno portato in casa in macchina la prima volta dopo 20 anni. Allora, cara Bruna, ascolta la Mirella, Bruna. Vedi Bruna, quando tu parli, che chiami Svegliaveneti e parli, non devi incolpare queste persone, perché se tu ti risenti nelle telefonate che hai fatto, tu hai detto che questa malattia che tu hai, purtroppo, questi interventi che devi subire, hanno dei costi molto alti. Hanno il problema che ti devi spostare dal tuo paese ad andare in altre città, in altre regioni. Perciò guarda che poveretti, loro hanno capito giusto, volevano aiutarti in qualche maniera, non guardarlo sempre come un'umiliazione, guardalo come delle persone che forse avevano recepito queste parole che tu hai detto come un aiuto economico per supportare certe spese, ma non è mica per umiliarsi per fare questo. Io ti ho aiutato perché me l'hai chiesto e io sono arrivata, però altre persone vorrebbero fare questo. Capisci che delle volte, ecco, dovete vederlo anche dalla parte di quella cittadinanza attiva che vuole aiutare, visto che sono partite per venire a salutarti, va bene, hai detto potevano farlo anche prima, però l'importante è partire. Un abbraccio grande Bruna e vado avanti con la trasmissione, grazie, ti sento anche bene e mi fa piacere, queste scosse televisive fanno veramente bene alle persone che sono in difficoltà. Allora, dottor Gazzola, ha sentito il professor Marella quante cose non si conoscono, che sappiamo, invece io sono convinta che i giovani sanno molto di più, specialmente quelle persone che arrivano, ecco, senza niente, perché scappano, come diceva il professor Marella, dalla guerra. Ma voi accogliete anche persone che scappano da dei disagi che non si conoscono e vengono visti magari in maniera sbagliata, invece sono dei ragazzi che hanno tutto il diritto di essere inseriti nella società, di dare a loro la possibilità, ecco, hai sbagliato ma c'è la possibilità anche di recuperare, o sbaglio, dottor Gazzola? Assolutamente sì. Ecco, noi cogliamo persone inviate dai servizi predipendenze con determinate problematiche fondamentalmente, ecco, per cui che sono legate non solo alla dipendenza, all'uso delle sostanze, ma al mondo del lavoro, al mondo del sociale, della famiglia. Ci sono diverse aree dove quando arrivano queste persone presentano veramente molte difficoltà, per cui noi cerchiamo, dopo averle accolto, di individuare un percorso ad hoc, diciamo così, ecco, un vestito su misura, e dove poter intervenire su queste problematiche. Ecco, le persone che si rivolgono a noi hanno veramente molteplici difficoltà, lo stile di vita, le scelte, alcune scelte hanno compromesso alcune autonomie e oltre a intervenire sul problema, diciamo così, cerchiamo anche di attivare, di creare condizioni e percorsi per consentire loro di esprimere delle risorse.
Ecco il progetto, il progetto Rifatti, il laboratorio artistico. Ecco il laboratorio musicale, lo yoga, ecco le possibilità di inserimento lavorativo presso la cooperativa Erga, il capogiro che dicevo poco fa. Ecco, è un intervento volto a riacquisire una fiducia in se stessi, riacquisire una manualità, riacquisire delle tempistiche, riacquisire proprio una struttura della giornata che permette loro di sperare in un futuro, in un domani migliore. Ecco. E questa è una cosa molto importante. Una cosa che volevo sottolineare è che la garanzia del risultato è direttamente proporzionale alla collaborazione dei servizi, cioè la rete è molto importante, per cui non solamente i servizi per le dipendenze, non solamente il centro salute mentale, ma i comuni, altre associazioni che si mettono in rete e che costruiscono con una elaborazione dei nodi molto spessi che riescono, grazie ai quali riescono a sostenere e supportare la persona, soprattutto nella fase di uscita, perché è la fase di uscita, la dimissione, dove la persona non può trovarsi da sola, perché se si trova da sola, ahimè, il rischio di ricadere, di ripristinare l'uso della sostanza è alto. Allora, intanto vorrei ricordare che questa mattina questa famiglia Battistetti è nelle aule del Tribunale per cercare di portare a casa un po' di giustizia verso questa perdita immane che è il loro figlio durante il lavoro. È un dolore talmente grande, talmente forte che io ve lo dico sempre. Ho visto tante situazioni, ma il dolore di questa famiglia è un qualcosa che va oltre ogni limite, proprio è un disperato aggrapparsi alla giustizia che loro ci credono, che deve assolutamente arrivare per dare degna sepoltura a questo ragazzo che non sapeva niente, che c'era qualcosa forse che non andava. Se vedremo cosa dirà alla fine il processo, quanto durerà questo processo e quanto dolore ancora questa famiglia deve provare, e speriamo bene, ma volevo ricordarlo che stanno andando avanti per la giustizia. E quello che rivolgo al professor Marella, ecco, la giustizia, lavoro, dovrebbe essere un diritto internazionale, che il lavoro fosse assolutamente sicuro, che queste ditte dovrebbero lavorare nella massima sicurezza. Cosa ci racconta, professore? Lei ha toccato con mano proprio uno dei temi che si stanno sviluppando di più in questo momento. Diciamo che tradizionalmente l'Organizzazione Internazionale del Lavoro è l'ente internazionale che più ha sviluppato le convenzioni internazionali in materia di lavoro, che però poi sono gli stati che devono applicare e far applicare. Però negli ultimi 7-8 anni abbiamo visto un decisivo miglioramento, perché a livello Nazioni Unite si sono affermati i principi guida su imprese e diritti umani, che hanno ristrutturato un po' l'intero pacchetto normativo. Sono dei principi del 2001 che però sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio dei diritti umani, per cui in sostanza dicono questo, e questa è una direzione di sviluppo dell'intera materia. Adesso gli Stati ovviamente devono applicare le convenzioni sui diritti umani nel proprio territorio e non far finta di niente, come in certi paesi succede per le ragioni più varie, ragioni politiche ovviamente. Le imprese, e questa è la novità, devono invece dotarsi di strumenti di anticipazione di eventuali impatti negativi sui diritti umani del paese in cui operano, perché finché operano in Italia, con pure i limiti che abbiamo, insomma, devono sottostare a tutta la legislazione sul lavoro, e ne abbiamo parecchia. Ecco, ma ovviamente l'impresa italiana o tedesca che apre stabilimenti, apre filiali in altri paesi, Tunisia, Vietnam, Cina e così via, chiaramente dovrebbe essere sottoposta alla legislazione locale, che non è detto che sia così stringente, anzi normalmente è più permissiva. E allora i principi guida dell'ONU chiedono adesso alle imprese di preparare anche dei rendiconti, dei rapporti sul loro impatto sui diritti umani, compresi i diritti sociali, e quindi in questo modo cercare di minimizzare l'intero impatto. Quindi,
per riassumere, il problema del lavoro col commercio internazionale, insomma, è un problema antico che conosciamo tutti molto bene, è un problema su cui molte imprese hanno giocato cercando ovviamente di minimizzare i diritti sociali, questo lo sappiamo, però è anche vero che insomma, la risposta della comunità internazionale sta aumentando la pressione anche su queste imprese che, ripeto, finché operano in uno Stato sono soggette alla legislazione di uno Stato. Se operano in Stati diversi di solito fanno il famoso dumping sociale, per cui cercano ovviamente di sfruttare i lavoratori che sono meno protetti in altri paesi o dove il costo del lavoro è più basso. Quindi insomma c'è un certo sviluppo, e se voi guardate le linee guida del piano d'azione nazionale anche italiano, che sono state approvate l'anno scorso, vedete che noi anche a livello di incentivi, per esempio quando si parla di incentivi all'export, SACE e tutte le agenzie alle esportazioni, abbiamo delle piccole clausole che insomma obbligano le imprese italiane che vanno all'estero a come dire, minimizzare se non ridurre la cosiddetta impronta negativa, cioè l'impatto sui diritti sociali dei lavoratori principalmente esteri. Quindi come vedete insomma non è una soluzione dalla mattina alla sera, anche perché lo Stato, prendiamo il caso del Vietnam per esempio, quando ci fu lo scandalo dei palloni da basket che la Nike produceva con il lavoro dei bambini di 14 anni, fu uno scandalo mondiale e infatti la Nike fu criticata da tutti, però poi il Vietnam cosa rispose? Disse vabbè, però da noi i bambini possono lavorare a 14 anni, perché state facendo questo scandalo? Noi vogliamo più investitori che vengano qui. Quindi come vedete è un gioco anche di equilibrio abbastanza difficile, perché da un lato ovviamente ci sono le esigenze dei diritti sociali fondamentali, su cui ovviamente noi italiani siamo in prima linea, dall'altro però ci sono le esigenze dello sviluppo di un paese in via di sviluppo che possono, come dire, portare a delle deroghe significative per le proprie politiche di sviluppo. E quindi, come vedete, è un gioco insomma abbastanza complicato, però la direzione di marcia mi sembra come positiva. abbiamo sentito prima Cina e India, anche questa è un'altra pillola che veramente un po' alla volta speriamo che cambi anche questo modo di operare di certe aziende, specialmente multinazionali. Questo lo dico io, professor Marella, perché certo, questa è la verità. È là il problema grande, non è nel piccolo artigiano, nella piccola azienda. Il problema grande è nella multinazionale, il rispetto della dignità dell'uomo nella multinazionale. Allora abbiamo... Se posso aggiungere una cosa, un secondo solo, se no mi cade la linea, non posso assolutamente, se no non lo trovo più. Sebastiano, poveretto, che è un pezzo che aspetta. Sebastiano, eccolo qua, grande Sebastiano, ti ho fatto attendere mai la parola adesso, vai. Non c'è problema. Buongiorno a lei e intanto a tutti i suoi ospiti e saluto e abbraccio a Renate. Speriamo di buona guarigione. Niente, signora Minella, noi parliamo di diritti che l'Italia a volte non dà i diritti ai detenuti. Purtroppo a volte noi gli diamo troppi beni diritti. Gli spiego per quale motivo. Purtroppo una settimana fa mio nipote è stato accoltellato. Per quale motivo è stato accoltellato? Per fortuna lieve. Perché purtroppo c'è stato un extracomunitario che era stato arrestato dalla polizia. Poi naturalmente dopo 2 giorni questo era fuori. Che cosa ha fatto questo extracomunitario? È andato da poliziotto che l'ha arrestato e ha accoltellato a poliziotto. Il poliziotto purtroppo è più grave. Mio nipote che cosa ha visto? Ha visto questo poliziotto in difficoltà ed è intervenuto alla difesa del poliziotto, visto che mio nipote comunque l'ho messo bene. Naturalmente si è presa una coltellata lieve e gli ha sotto il coltello e l'ha bloccato finché sono venuti le altre forze dell'ordine e hanno arrestato a questo individuo. Ora questo individuo com'è possibile che dopo 2 giorni è stato rilasciato allora e poi andare a avere la possibilità di andare a coltellare a un tutore delle forze dell'ordine? Dico, ma la giustizia dov'è? Cioè io sono del parere, in Italia benissimo, chi vuole venire può venire, però deve rispettare le nostre regole e naturalmente dobbiamo avere la possibilità di ospitarli, perché è come se io gli dico signora Minella venga a casa mia, però a casa mia non la faccio entrare, la lascio nel giardino perché non c'è posto dentro casa mia, tanto meglio non invitarla.
Cioè, vengono 3-4 mila al giorno, cioè, ma possiamo ospitare tutta questa gente che viene? Cioè, non c'è neanche lavoro per noi italiani e vogliamo dare lavoro agli altri. Cioè, quindi io vorrei capire per quale. E poi mi meraviglio che nessun telegiornale ne ha parlato, soltanto ha parlato il telegiornale regionale in Sicilia. Perché forse magari la TV, ormai siamo tanti gente che viene accoltellata, che neanche ci facciamo più caso. Cioè, diciamo le notizie soltanto se c'è un accoltellamento con delle vittime. Poi se rimangono poliziotti feriti, nessuno ne parla. La ringrazio e spero che questo poliziotto si guarisca subito. Buongiorno signora Mirella e grazie. Grazie a te Sebastiano per evidenziare anche delle pecche che delle volte veramente, come dice Sebastiano, si capisce di più perché certe notizie non arrivano sempre comunque, ma solo determinate notizie dove vuole qualcuno. Allora intanto grazie, però ridò la parola al professor Marella perché stava finendo un discorso. Mi dispiace professore, ma se no mi cadeva la linea, non potevo più tenerlo in linea, prego. Ho premesso che sono assolutamente d'accordo con l'ultima telefonata, assolutamente parole sacrosante. Volevo tornare sulla differenza appunto tra multinazionali e piccole e medie imprese, visto che siamo in Veneto e abbiamo una popolazione di piccole e medie imprese ampissima. Pensate un po', ci sono stati degli studi con cui anche si è visto che a volte le multinazionali utilizzano i diritti umani per non far entrare le imprese in determinati mercati, cioè che siamo come dire, all'assurdo dell'assurdo. Però è chiaro che la gestione della piccola media impresa stile Veneto è di per sé abbastanza in linea con i diritti umani, perché non c'è una struttura gerarchica particolare, tutti sappiamo come funzionano le piccole e medie imprese. Infatti se uno va a vedere poi le classifiche, gli abusi insomma, che succedono, insomma, è quasi impossibile trovare delle piccole e medie imprese, quindi le piccole e medie imprese direi sono altrettante vittime di questa vicenda gestita abbastanza male negli ultimi 50 anni, ma che comunque adesso finalmente ha maggiore attenzione. Quindi ecco, volevo solo aggiungere questo. No, ha fatto bene perché è importante, sono parole che veramente sono importanti per capire veramente come sta girando, perché purtroppo delle volte non si conosce, perché nessuno ci informa, professore, è quello il grande problema. Io quando ho ospiti illustri e competenti, la gente a casa poi richiama e dice ma che bella la puntata, come ho capito, prima non capivo niente, adesso ho capito qualcosa in più, perché abbiamo anche il diritto di capire, o sbaglio? Dottor Gazzola, abbiamo Paolo da Padova in linea. Ciao Paolo. Buongiorno Mirella e buongiorno. Buongiorno. Niente, io non sono d'accordo sul fatto della libertà di stampa, perché mi chiedo e chiedo a voi ovviamente, magari sarà la mia, come dire, osservazione sbagliata, ma non ho visto l'ultimo caso di Giletti che hanno chiuso la trasmissione. Non ho visto una grande solidarietà di giornalisti per capire anche cosa è successo, perché sinceramente fino adesso ancora io non ho capito perché l'hanno chiusa. Inoltre chiedo anche al professore, magari il giornalismo non è solo, è anche di inchiesta, è anche di stare sul campo, sul territorio. Purtroppo i padroni dei giornali a volte sono gli stessi che poi combinano dei pasticci tremendi e quindi i giornalisti, come dire, si trovano un po' tra cui chi paga e poi l'opinione pubblica, ovviamente, informare. Sinceramente io non mi sento informato, leggo un giornale che dice una cosa, leggo un giornale che ne dice un'altra, chi salva una persona, chi la butta giù, quindi c'è un po' una confusione. Infatti le elezioni politiche, con le varie, diciamo, propagande che fanno, non vedo un giornalismo di strada, come dire, fra virgolette. Cioè, vedo più queste cose ormai internazionali, ormai andiamo a finire in queste cassette piene di altre cassette e quindi non ne usciamo più. E pertanto volevo chiedere al professore se questi giornalisti, sta libertà dove sta di andare a fare inchieste. Ti ringrazio e buon lavoro. Grazie a te Paolo, salutiamo anche Padova.
Però io adesso darei la parola, prima di ritornare dal professor Marella e rispondere a Paolo, al dottor Gazzola. Si parlava di anni del territorio, voi siete 40 anni che esiste questo CEIS che sta cercando invece di dare risposte anche dove magari la politica non arriva. C'è il mondo del volontariato che sta mettendo purtroppo le toppe dappertutto, perché si parla, ma poi realmente cosa si fa? Invece il mondo del volontariato fa. Il mondo del volontariato vi aiuta, abbiamo visto Villa Margherita inclusiva lunedì 1° maggio, tutti assieme, quanto può fare per aiutare il mondo del volontariato e questi 40 anni del CEIS. Prego, dottor Gazzola. Ma in effetti il CEIS nasce sotto la spinta, no? L'anima del volontariato fondamentalmente, e tuttora rimane. È molto presente, anzi, se qualcuno volesse venire a conoscerci, contattarci, lo può fare. Porte aperte. Ma assolutamente sì, perché il volontario svolge un ruolo importante. Ciò che non può fare l'operatore, insomma, no? Il professionista. Ecco, il volontario da noi agisce all'interno con i giochi di società, accompagna degli ospiti all'esterno, visite ludico-ricreative e culturali, proprio si accosta proprio all'intervento un po' più specialistico del professionale. E sono diverse le attività, dal centralista appunto al volontario che gestisce delle fasce orarie insieme con gli ospiti e che con gli ospiti esce. Naturalmente il volontario è formato e seguito, ecco, c'è tutto un supporto e una formazione, perché poi i volontari devono essere anche consapevoli di quale realtà... E saper gestire anche la situazione. Saper gestire la situazione, perché sono situazioni abbastanza complesse, naturalmente sempre comunque in collaborazione con l'operatore. Infatti quel fatto grave che è successo qui vicino a noi di quel ragazzo autistico che aveva il coltello, che stava pelando le patate, e poi è successo quello che è successo con questa aggressione. Qualcuno ha telefonato e ha detto: ma scusate, perché non avete dato un tagliapatate invece che un coltello? Sapete benissimo che sono situazioni che vanno valutate. Io ti do lo strumento in base anche alla situazione e quello che so, che ti conosco. Ecco, sono riflessioni che sono importanti, che fanno a casa. Ma come tu che sei là dovresti sapere che forse quel coltello non andava dato, un strumento diverso, sempre con un lavoro, però con uno strumento diverso. Per questo è importante la professionalità e capire veramente dove vuoi andare a parare con queste fragilità, perché stiamo parlando di fragilità. Abbiamo Daniela da Marghera. Ciao Daniela. Ah, è caduta la linea, mi dispiace. Allora andiamo a vedere questa Villa Margherita, questa mostra CEIS con le interviste. Andiamo a sentire, poi vediamo se Daniela riprende la linea. Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Sartorato, sono il presidente del CEIS di Treviso, sono in questa meravigliosa location per testimoniare la presenza del volontariato sociale. Allora, nelle nostre comunità, che sono ben 5 nel territorio di tipo residenziale, abbiamo circa un'ottantina di residenti che insieme con noi affrontano le loro difficoltà in modalità quotidiana. Allora, i percorsi hanno delle variabilità, i progetti sono tutti personalizzati, ma mediamente all'interno della comunità si sta circa 18 mesi. Allora, oggi abbiamo la possibilità di esporre attraverso un progetto che si chiama Rifatti una serie di opere d'arte create dai ragazzi che sono all'interno del percorso, insieme a dei materiali che vengono riciclati. Quindi facciamo 2 operazioni. La prima operazione è sfruttare la creatività e la capacità di creare delle arti, e dall'altra parte recuperiamo dei materiali ridando luce e speranza a pezzi di legno piuttosto che altre cose che altrimenti finirebbero all'interno delle discariche. Sono Francesca e vivo in comunità al CPF del CEIS. Queste sono le nostre opere che facciamo con il laboratorio Rifatti, che è un laboratorio artistico creato per ex tossicodipendenti e alcolisti, e insieme dipingiamo in struttura e poi facciamo qualche mostra ogni tanto.
Allora, l'importanza di esserci, di fare inclusione. Però ha preso la linea Daniela che era caduta. Vai Daniela da Marghera, ciao. Salve. Prego. Sto chiamando ieri se potevi mandare qualcosa, un assegno a Carmine Daniela. Siamo in difficoltà. Mamma mia, per carità. Se potevi aiutare, insomma, vedo per televisione. Allora, vedi Daniela, io ho spiegato molto bene che non è che possiamo aiutare tutti e comunque. Ci sono i servizi sociali, tu sei a Marghera, dove questo assessore dice sempre che loro ci sono. Allora vai a bussare e poi facci sapere cosa ti risponde l'assessore che conosco benissimo. Dì pure, la Mirella ho chiesto e mi ha detto di venire da lei, assessore. Ecco, se mi può dare una risposta, perché io sono in grande difficoltà. E poi richiamami e fammi sapere cosa ti ha detto l'assessore. Non faccio il nome, ma lo conosco veramente bene, anche un pezzo che non lo sento. A proposito, poi Daniela, fammi sapere cosa ti ha detto, perché sono situazioni anche delicate e loro sono là per quello, devono dare delle risposte. Detto questo, torniamo al dottor Gazzola. Ecco, rivedendo quello che è stato fatto, questo evento a Villa Margherita di inclusività, ecco quanto importante è stato anche per i ragazzi, per questa ragazza. Avete visto che creatività, non avrei mai pensato di riuscire a fare queste cose. Ecco, pensate l'importanza di fare squadra, di aiutare, di supportare magari ragazzi che avevano perso la voglia e la gioia anche di vivere magari, e cioè ritornare a rimettersi in gioco, respirare ossigeno puro, come è successo lunedì a Villa Margherita inclusiva. Prego, dottor Gazzola. È molto importante perché è un'esperienza, no, positiva, no? Porsi di fronte alla telecamera, ma anche nel socializzare con altre figure che abbiamo incontrato lunedì, come dire, in antitesi rispetto a un'esperienza di sofferenza, di buio, di dipendenza, di isolamento, no? E per cui i nostri ospiti acquisiscono sicuramente stima e fiducia in sé nel proporre poi le loro opere, perché come diceva il presidente Sartorato, questo progetto difatti nasce come un intervento educativo in chiave laboratoriale, no? E nasce e si sviluppa al CPF, l'acronimo al Centro Polifunzionale, che accoglie persone, sottolineo, che hanno problematiche di dipendenza di sostanze, ma anche delle fragilità di sofferenza mentale, per cui le cosiddette doppia diagnosi, no? E noi puntiamo molto sulle risorse. Ecco, per cui il laboratorio, così come altri atelier, altri laboratori che vengono poi sviluppati anche in altre strutture dell'area dipendenze, hanno proprio questo significato, il fatto di permettere a una persona di potersi esprimere e di poter cogliere da sé delle risorse, delle passioni, degli interessi che mai avrebbe pensato, no? È proprio un intervento educativo che poi naturalmente si accosta a, come dicevo all'inizio, a un intervento più clinico, specialistico, certo, terapeutico, insomma e anche farmacologico, no? E il laboratorio Rifatti, così come il laboratorio musicale, abbiamo un maestro di musica che viene ogni lunedì con alcuni ragazzi, lo yoga, ecco, sono tutte attività che permettono loro di poter esprimere, no? Di poter esprimere chi sono, le loro creatività, le loro passioni e poi, ripeto, di porsi di fronte a qualcuno in maniera positiva. Non sarà un diritto internazionale, ma è un diritto alla persona di dare dignità alla persona, anche se ha sbagliato o che ha un problema non per causa sua, perché è nata con quel problema, di rimetterla in circolo, in un circolo che è il sociale, che è l'inclusività, però che fatica, dottor Gazzola, è 3 anni che ci provo, dottor Gazzola, che fatica, che fatica. Allora, il diritto internazionale, io vorrei ritornare dal professor Marella. Il professore sta sorridendo, glielo giuro che fatica da morire che sto facendo, ma un po' alla volta, pillole, cominciamo con le pillole. Professor Marella, prima di rispondere al nostro Paolo da Padova, sì, io volevo anche capire, mi è rimasto impresso quella frase bellissima che lei ha avuto il coraggio di dire quando parlava dell'Europa e dell'Italia e dei trombati che arrivavano in Europa, che ha detto: ma io come faccio a parlare di diritto internazionale con una cantante? È cambiato qualcosa, professore? Tanto che non va a Bruxelles, cosa ci racconta come
l'Italia? Beh, è un po' che non vado a Bruxelles da un paio di mesi, però ovviamente a Bruxelles ci sono gli italiani che lavorano come funzionari delle istituzioni, c'è una Camera di Commercio italiana per esempio a Bruxelles dove c'è addirittura un Capofscarino che è segretario generale, quindi questi sono bravissimi, sono ovviamente ragazze e ragazzi che lavorano lì e lo fanno molto bene. Il problema è come sempre i politici che sono ancora lì. Allora, tra poco abbiamo le elezioni europee, tra qualche mese, vediamo se le segreterie dei partiti finalmente ci fanno vedere i curricula di quelli che dobbiamo eleggere, perché se no siamo sempre a Tony Canevassa e Beppi Sugaman, che è lo Grande professor Marella, io la invito tutte le mattine fino a dopo le elezioni, perché veramente abbiamo bisogno di persone competenti. Grazie professore, prego, prego. No, quindi insomma ovviamente adesso speriamo che le segreterie dei partiti tengano presente insomma il fatto che bisogna mandare, come dicevamo altre volte, seriamente insomma persone preparate, perché la battaglia si fa a Bruxelles per tanti dossier, non è più un luogo dove mandare, come dire, qualcuno che insomma non serviva più nella politica interna, ma bisogna veramente mandare i migliori e le migliori per difendere gli interessi italiani, perché questo si fa a Bruxelles seriamente. Ecco, per rispondere invece al bellissimo intervento del signore di prima, ecco, vorrei precisare una cosa, perché forse non l'ho detto in premessa, perché è interessante, no? Cioè il caso Giletti e la libertà di stampa e la libertà di informazione. Ecco, dobbiamo tenere presente che la libertà di stampa è un diritto umano nella misura in cui sia una forma di espressione. Quindi quando si parla di libertà di stampa come diritto umano c'è un riferimento nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma c'è anche in Europa all'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, per esempio. Si intende il diritto di dire, come dire, la propria opinione senza essere molestati, soprattutto dal potere. Ecco, ma come vedete, libertà di stampa che tutela i giornalisti e tutela quindi anche Giletti, il quale potrà peraltro fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani se ne ricorrono gli estremi, non significa però autonomia dell'informazione dal punto di vista economico, perché questo è un problema diverso che le carte sui diritti umani non toccano. Cioè, per intenderci, se in uno Stato il proprietario del giornale è il miliardario di turno che si fa fare gli articoli ad usum delfini, diciamo così, questo però non è come dire, di per sé contrario a questi diritti declamati come diritti umani. È un problema di diritto antitrust e infatti questo secondo me è un tema su cui i politici italiani dovrebbero magari ragionare, perché se noi guardiamo la situazione in Italia, in effetti abbiamo tanti giornali, ma sono quasi tutti giornali di partito, quindi ha ragione chi è intervenuto prima, ma questo, come vedete, non è un problema di libertà di informazione, libertà di stampa che ogni giornalista è titolare di questo diritto. Il problema sta nel datore di lavoro, non nel lavoratore. Il problema è consentire un mercato, come dire, concorrenziale, dove appunto ci sia maggiore concorrenza e quindi queste concentrazioni di potere siano molto più controllate dallo Stato. Ma questa però, come vedete, è una cosa su cui si parla molto poco e su cui ogni governo fa molto poco, perché, e non solo in Italia, è così in molti paesi, perché stampe indipendenti in realtà da un punto di vista economico non ce ne sono tantissime nel mondo. E meno male che siamo tra i paesi democratici nell'Occidente, perché avremmo ovviamente ben altri problemi se fossimo in 3/4 del mondo dove questi valori sono meno sentiti. Allora, professore, io adesso andrei a vedere proprio l'intervista alla Villa Margherita Inclusiva di questa famiglia Battistetti che oggi è in tribunale, il professor Marella, per cercare di portare a casa un po' di giustizia per questa perdita immane di questo meraviglioso ragazzo, il loro figlio, che non c'è più, perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Di chi è la colpa? Qual è la verità? Ma un processo non può durare 15 anni. Non può passare dalla parte della ragione alla parte del torto. Questi familiari che per la prima volta entrano in questi tribunali, dove dovrebbe esserci la giustizia, che si vedono con le spalle al muro, che hanno addirittura paura di questo colosso enorme dove ti senti nudo, ecco, senza protezione, anche se sei l'avvocato ma non sei abituato.
è molto difficile. Andiamo a sentire cosa dice mamma Monica e papà Giuseppe. Allora, io sono Monica Michelin. Sono Battistetti Giuseppe. E siamo i genitori di Mattia, un ragazzo di 23 anni che il 29 aprile 2021 è mancato sul luogo di lavoro. Mattia, come si vede da questa mostra, era un ragazzo solare, era un ragazzo pieno di energia, pieno di voglia di vivere, con tanti progetti, con tanto spirito di iniziativa. Infatti oggi vedere tutta questa gioventù, questa gente che condivide insieme, me lo sento un po' presente anche lui. Ecco, questo lui sarebbe stato il suo vivere. Purtroppo il 29 aprile in un cantiere edile della ditta Bordignon un carico di 15 quintali di impalcature, che è rappresentato anche qui alle mie spalle, ha colpito Mattia alle spalle, proprio dietro alla schiena, uccidendolo mortalmente. Fin da subito gli ingegneri che hanno appurato quello che era successo hanno identificato le cause e i colpevoli di questo incidente sul lavoro. Questo è un omicidio perché la gru non era stata revisionata, non erano stati cambiati dei pezzi dal costo di 50 centesimi e soprattutto in quel cantiere non c'era niente, non c'era nessun tipo di sicurezza. Quindi Mattia è morto per la negligenza di qualcuno. Come famiglia abbiamo fondato un'associazione ODV per Mattia e per tutte le vittime sul lavoro. Quello che stiamo portando avanti, la nostra battaglia, è prima di tutto per nostro figlio, non possiamo negarlo, però lo stiamo facendo anche per tanti altri Mattia che ogni giorno escono di casa e non vi fanno più ritorno. Quindi dobbiamo combattere e dobbiamo andare avanti. Ecco. Dicevo di questa associazione che abbiamo fondato che ha fatto parecchie iniziative in questi 2 anni dalla mancanza di Mattia, dalle panchine bianche, dalla una fiaccolata, abbiamo fatto delle assemblee, delle riunioni per parlare sul tema della sicurezza. Questa mostra itinerante che ha girato è partita da Montebelluna, è stata a Conegliano, adesso qui per l'ospitalità e la bontà di Mirella è qui in questa sede e ci onora veramente. Ecco. Andiamo avanti, stiamo combattendo, siamo in tribunale, abbiamo già avuto 2 udienze. La settimana scorsa abbiamo avuto un'udienza di un'opposizione a un'archiviazione per 3 indagati. Mercoledì saremo nuovamente in tribunale per la 3ª udienza, per il processo penale, e andiamo avanti, combattiamo con tutte le nostre forze, lo abbiamo sempre detto, finché abbiamo forza e finché ci sarà giustizia per Mattia andremo avanti. Buongiorno a tutti, sono Anna Battistetti, sono la sorella di Mattia. Mattia è appunto un giovane che ha perso la vita sul mondo del lavoro circa 2 anni fa e stiamo cercando di portargli avanti il suo mondo, nel senso che stiamo cercando di, grazie anche a queste mostre tipo questa qui in Villa Margherita, di portare avanti la memoria di Mattia e di portare avanti il messaggio che purtroppo Mattia ha lasciato, ovvero che nel mondo del lavoro si può morire e bisogna fargli giustizia, tant'è che c'è in corso un processo penale. Mercoledì abbiamo l'udienza, la 3ª udienza, e alle 9 aspettiamo tutta la gente che ci sta dando supporto, perché fortunatamente c'è tanto male ma anche tanto bene, e questa parte del bene è la parte che le persone che ci stanno accanto, che ci supportano in questa, purtroppo, questa nuova realtà che stiamo vivendo noi famiglia tutti i giorni, una realtà triste perché è una realtà senza Mattia, una realtà che purtroppo comunque dobbiamo andare avanti a fargli giustizia. E quindi mercoledì mattina alle 9 ci troviamo davanti al Tribunale di Treviso in occasione appunto della 3ª udienza, cercando di avere più supporto possibile, più gente che della nostra stessa idea, cioè di fargli giustizia a Mattia, perché effettivamente come mamma gliel'ha giurato il giorno del funerale che
avrebbe fatto giustizia, Mattia merita giustizia per lui e per tutti quelli che purtroppo hanno fatto la stessa identica fine sua. Oggi sarebbe anche la festa del lavoratore, che però se per andare a lavorare uno non è neanche sicuro di tornare a casa, c'è poco da far festa. Allora, intanto ricordiamo che in questo momento loro sono all'interno di questo tribunale per avere giustizia. Professor Marella, ma abbiamo sentito questo dolore immane, però la voglia di lottare, di cercare la giustizia, ma noi in Italia abbiamo anche la prescrizione. Tu hai tanti soldi, ti procuri degli ottimi avvocati, degli ottimi fori e forse ce la fai, cancelli tutto. Soldi, c'è un detto, soldi e amicizia inormano la giustizia, è un detto qui nostro veneto, professor Marella. Però ci sono queste famiglie, questi genitori. Allora la morte è un business per qualcuno? Prego. Sì, ovviamente tutta la mia solidarietà a questa famiglia e a tutti coloro i quali non solo ci sono stati morti ma anche feriti sul lavoro. È una cosa intollerabile nel 2023 ancora discutere di questi temi che sono veramente della fine dell'Ottocento, quindi hanno fatto benissimo a rivolgersi al tribunale e credo che non ci siano soldi che tengano in questo paese su valori come quello della sicurezza sul lavoro. Per fortuna qui l'Italia voglio dire, è un paese che prende seriamente questa cosa, quindi penso che i giudici valuteranno con la massima attenzione questi temi e non credo che ci sia avvocato che tenga, insomma, se ci sono state delle colpe o ci sono state delle violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro, sicuramente ci saranno delle sanzioni, quindi fanno bene andare fino in fondo. Purtroppo i tempi della giustizia sono abbastanza lunghi, lo sappiamo, anche se nel processo del lavoro sono ridotti per fortuna, però ecco, non possiamo che dare tutta la nostra solidarietà. La normativa c'è, questa vede è un caso inverso a quello di prima. Qui abbiamo la normativa italiana, deve essere applicata in toto, per cui quelle imprese che non rispettano la normativa sulla sicurezza del lavoro devono assolutamente essere come dire, sanzionate come è giusto che sia. La prima cosa fondamentale è questa, se no ritorniamo all'Ottocento, ma credo che sia veramente assurdo nel 2023 avere ancora a discutere questi temi, che sono veramente temi talmente ovvi che turbano qualunque coscienza umana solamente a sentirli. È terribile questa vicenda. Ed è bene soprattutto che vengano pubblicate eventuali statistiche in modo da tenere alta l'attenzione, perché su questo tema qui, voglio dire, dobbiamo essere tutti vigili e soprattutto intolleranti, perché la sicurezza sul lavoro, che vuol dire padri e madri di famiglia che tornano a casa mutilati o in una bara, cioè ripeto, è qualcosa che pensavo che fosse ai tempi del mio bisnonno, non più oggi. Quindi se oggi ancora accade vuol dire che dobbiamo ancora tutti quanti farci un attimo un esame di coscienza e essere i primi a vigilare, a denunciare a queste carenze terribili. Eventualmente questa famiglia potrà appellarsi al diritto internazionale, alla sicurezza sul lavoro, visto quello che ci ha raccontato, se le cose non andassero per il verso giusto. Siamo in Italia, professor Marella, quando vediamo che in Parlamento ci sono condannati, lei capisce bene che ci viene un punto di domanda, persone che veramente sono state condannate con problemi seri eppure sono in Parlamento, oppure leggi a persona, per quello non si va avanti. Ci sono le leggi, ma se non le applichiamo è come non ci fossero. Prego, professore. Qui purtroppo torniamo al tema di prima, cioè il diritto internazionale si basa prima di tutto sull'applicazione nazionale. È molto difficile risolvere a livello internazionale una cosa che non si fa a livello nazionale. La normativa sulla sicurezza del lavoro è qualcosa di intrinsecamente nazionale, per cui vedo molto difficile un ricorso alla Corte Europea dei diritti umani o forse alla Corte di Giustizia. Adesso bisognerebbe conoscere tutti i dettagli del caso, ovviamente,
però diciamo che a naso 3/4 della soluzione va ricercata sicuramente a livello nazionale, ma sarei sorpreso se non fosse ritrovata a livello nazionale, visto che insomma abbiamo degli ottimi giudici del lavoro e sono lì per quello, non è che sono lì per condannare le vittime, quindi insomma ho anche fiducia nella magistratura italiana, ecco, consentitemi di dire questo. Beh, mi fa piacere, professore, che abbia detto questo, perché noi ci speriamo molto, ma con quello che abbiamo visto e passato, sai, i punti di domanda purtroppo sono sempre molti in fatto di giustizia. Come ci saluta, professor Marella? Beh, abbiamo toccato tanti punti, io direi viva i diritti umani, viva la libertà di stampa, viva ovviamente la stampa indipendente e anche questa trasmissione che ne è un esempio, e soprattutto per quanto riguarda i casi che abbiamo sentito prima, che giustizia trionfi è il mio auspicio. Dobbiamo crederci e richiederlo continuamente allo Stato, perché questo è un dovere fondamentale dello Stato. Grazie al professor Fabrizio Marella, docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia, e buon lavoro, professore, grazie. Allora, dottor Gazzola, lei come ci saluta? So che vuole anche fare dei ringraziamenti, prego. Assolutamente sì, ma innanzitutto a lei che ci ha invitato qui oggi per parlare un po' di quello che facciamo, e poi al presidente Luca Sartorato, che ieri mi chiama e mi fa: guarda che Mirella ci vuole lì, per cui vai, insomma, no? Ecco, per cui non tutti hanno l'occasione di poter esprimere e testimoniare quello che fanno di fronte a delle telecamere in uno studio, no? E io l'ho avuto, per cui un ringraziamento a Luca, e poi ecco un grazie ai colleghi, un grazie non di circostanza ma veramente sentito a tutti coloro che dietro le quinte nel silenzio ogni giorno lavorano, perché i nostri sono i servizi H24, per cui soggetti a turno, a noti, è veramente un grazie, perché quello che facciamo ogni giorno è grazie appunto agli operatori e grazie ai volontari e ai collaboratori. Ecco, questo allora, era passiamo all'ultima telefonata, poi salutiamo il dottor Gazzola. Abbiamo Marisa da Mansuè. Ciao Marisa. Sì, buongiorno Mirella, mi seguo sempre. Grazie. Ascolti là sui morti del lavoro, mi dispiace tanto, per carità, però è sempre stato, sai, perché mi ricordo, avevo mio papà che lavorava in cartiera e aveva anche il santino sul taccuino, tenere sto qua, e le passasse il rullo della carta velina e sto uomo le veniva fuori come un foglio di carta velina. Mi ho 71 anni e vedo 7-8 anni, hai capito cosa che dico? E sempre esistia morte sul lavoro, no. Se no bisogna fermare per niente, no? Mia penso così, hai capito Mirella? Io invece penso che non è perché c'è sempre stato che deve continuare, perché è un problema di sicurezza, Marisa, il problema è là, è tutto là che può capitare, ma se sei in sicurezza è difficile che capiti. Se invece non c'è la sicurezza totale, può capitare e continuerà a capitare. È là che dobbiamo cambiare registro, lavorare nella massima sicurezza. Grazie a Marisa da Mansuè, grazie al dottor Michele Gazzola, responsabile centro polifunzionale CEIS Treviso, grazie dottor Gazzola, grazie. Pubblicità. Laura Sposato, 24 anni, ha creato un'app che funziona con l'intelligenza artificiale. Sono giovane ma non uso tanto i social, preferisco vivere i momenti della vita reale. Ed è qui con noi la dottoressa Laura Sposato, che adesso si presenterà perché è nelle top dei top. Buongiorno dottoressa Sposato. Buongiorno. Grazie di essere qui. Salutiamo anche l'altro ospite prima di dare la parola alla dottoressa Sposato. Abbiamo Fabio Caramel, presidente Associazione Uguale, collegato con noi da Venezia, da Marcon precisamente. Buongiorno Caramel. Buongiorno, grazie dell'invito. Ha visto che bella ragazza, giovane, bella, intelligente, ma soprattutto è arrivata anche lei nelle top. Del solito sono uomini, finalmente questa mattina abbiamo Laura Sposato. Si presenti, e perché è arrivata a questo punto?
Beh, allora, diciamo che io appunto sono lavoro sposato e sono la CEO e la founder di Joule, che è una startup innovativa nata nel 2021 e che in qualche modo, grazie all'intelligenza artificiale, va un po' a rivoluzionare quello che è il mondo della ricerca e selezione di personale. Quindi se sono riuscita ad andare su Forbes in questa lista molto prestigiosa, della quale appunto ringrazio ancora di avermi selezionata, è per questo motivo principalmente, e poi chiaramente per tutta, insomma, una serie di, a quanto pare, pregi che mi hanno riconosciuto queste persone, quindi insomma ringrazio ancora. Dottoressa Sposato, ma perché noi donne facciamo così tanta fatica per arrivare alla top dei top? Cioè ci devi mettere tutta te stessa, ci devi credere, sì, lo raggiungi molte volte, sì, bisogna dirlo, anche rispetto a una volta abbiamo dei numeri importanti, ma non sono abbastanza, specialmente nel mondo del lavoro la donna fa molte difficoltà, ancora gli stipendi sono diversi, la possibilità di carriera è diversa. Come mai, dottoressa? Beh, allora diciamo che a mio avviso la motivazione principale è proprio la società. Nel senso che è un pregiudizio che si è creato nei confronti della donna e che in qualche modo la donna ha sempre bisogno di dimostrare il fatto che non sia corretto. Nel mio caso io mi trovo a lavorare veramente quasi sempre con uomini, perché io parlo con anche figure molto importanti di aziende molto grosse e quasi sempre sono veramente tutti uomini. Io spesso mi chiedo, caspita, ma com'è possibile che non ci sia neanche una donna seduta con me a questo tavolo? Eppure purtroppo è la verità. Tra l'altro devo anche essere sincera e dire che molto spesso mi capita di in qualche modo non essere presa sul serio fino a quando non inizio a parlare. Nel senso che quando uno mi vede, poi io ho 24 anni ma in realtà li porto molto bene, mi dicono, nel senso che sembro ancora più giovane e quindi devo dire, cioè devo essere proprio sincera, molto spesso mi è capitato che finché non ho iniziato a parlare in qualche modo non fossi molto valutata, diciamo così. Poi appena inizio a parlare allora capisco. Cioè la vedevo e dicevo, cosa fa sta sta ragazzina, capito, ragazzina cosa è vuole? come l'operaio, dottoressa, per tornare, ho avuto fare qui l'operaio, c'è un operaio che è la spina dorsale dell'azienda, dottoressa, è quello, perché se il top manager oppure appunto prendono una valanga di soldi è merito dell'operaio che lavora, che prende poco. Perché si è arrivati a questo, dottoressa, secondo lei? Cioè paghiamo tanti soldi alle persone passive, sterili, improduttive, e quelle che producono veramente, che tengono in piedi le aziende, che sono gli operai, che io dico sempre la spina dorsale, hanno stipendi da fame, perché questa è la verità. Prego, dottore. Beh, allora diciamo che a mio avviso si è creata una sorta di piramide rovesciata, nel senso che se la base proprio aziendale è costruita da coloro che effettivamente fanno questi lavori primari ma che sono fondamentali, ok? Queste persone che in qualche modo lavorano e fanno in modo che l'azienda possa andare avanti con le loro ore, con il loro lavoro, con le proprie mani, in qualche modo vengono messe diciamo al contrario rispetto alla base di dove dovrebbero stare, no? Cioè nel senso, anziché proprio perché loro effettivamente mettono mano al lavoro, anziché essere riconosciuti per questa cosa, vengono spesso in qualche modo lasciati alla fine. Io penso che a mio avviso questo sia anche un retaggio culturale che assolutamente sta venendo cambiato nel corso del tempo. Ad esempio io vedo la mia azienda a partire, ma molte aziende che sono insomma giovani come la mia, che in qualche modo l'organigramma è molto diverso rispetto a una volta, cioè non c'è più il manager, il sottomanager, il responsabile e gli operai, ma c'è un tavolo di confronto, ci sono delle tavole rotonde, non ci sono ruoli di maggioranza o di minoranza, ma ci sono persone con teste pensanti che in qualche maniera si mettono insieme per risolvere problemi, e io penso che questo sia in qualche modo fondamentale anche per il tipo di società verso la quale ci stiamo evolvendo, perché comunque noi giovani siamo molto attenti a queste tematiche, però allo stesso tempo che non sia molto facile, soprattutto nelle aziende radicate, magari le aziende a conduzione familiare che hanno sempre fatto così, c'è il capo che ha 80 anni e che ancora vuol fare così, purtroppo non è facile cambiare, però insomma siamo sulla strada giusta, secondo me. Abbiamo iniziato, il cambiamento è iniziato, possiamo dire così, dottoressa Sposato? Bisogna dire così. Allora sentiamo cosa dice Fabio Caramel, invece presidente di questa associazione Uguali, un'associazione di volontariato che anche lui ha dei numeri importanti. Prego, presidente. Mi sente? Sì, prego. L'ha incantato, la dottoressa Sposato l'ha incantato, non ha più parola. Prego, presidente. Mi sentite? Sì, bene.
Ok. Sì, l'associazione è uguale, è un'associazione che ho fondato insieme ai miei amici. L'età era all'incirca quella della dottoressa, quindi 6 anni fa, 24 anni, mossi forse anche noi da un'esigenza lavorativa, nel senso che ci stavamo approcciando post percorso universitario, quello che era il mondo lavorativo, e vedevamo che all'epoca, secondo me, non c'erano tutte le opportunità lavorative che c'erano adesso, nel senso che molti miei conoscenti che avevano appena terminato un percorso di studi spesso dovevano accontentarsi di un lavoro che spesso non rispecchiava quelle che erano le competenze per le quali si erano formate. Allora abbiamo deciso di istituire un'associazione, mossi anche da, come si può dire, una sensibilità particolare, perché abbiamo deciso di fare un'associazione che possa aiutare gli altri, ma la forza di questa associazione è stata proprio il fatto di raccogliere ragazzi i quali, come si diceva prima, in una tavola rotonda potessero mettere insieme diverse competenze e creare quello che è diventato dopo un progetto virtuoso. L'associazione Uguale nasce con l'obiettivo di fare attività ed eventi per raccogliere fondi e finanziare associazioni che operano con ragazzi disabili. Quindi c'è questo nostro collegamento, nel senso che non è lavoro, è puro volontariato, ma il successo dell'associazione è dettato soprattutto dal fatto che all'interno dell'associazione ci sono diverse competenze e soprattutto freschezza, che credo che è quello in più che possiamo dare noi giovani. Sì, però questa freschezza ha bisogno anche della persona che ha meno freschezza, perché insieme si naviga e insieme si arriva al porto. Forse ci siamo divisi troppo, abbiamo questa solitudine che non riguarda solo i giovani, basta vedere la depressione e soprattutto i suicidi che abbiamo anche qua nel Veneto, ma questo vale non solo per i giovani ma anche per i diversamente giovani, come li chiamo io, che veramente hanno dei numeri importanti. Forse dobbiamo unire le forze per cercare di aiutare. Però la mia domanda è questa e la rivolgo a tutte e due. Ragazzi, però noi sentiamo tutti i giorni, e qui mi rivolgo sia a Sposato che a Caramel, che i ragazzi non hanno voglia di lavorare, che vogliono libero il fine settimana, che non si accontentano degli stipendi che adesso ci sono e che soprattutto vivono di reddito di cittadinanza. Allora, dottoressa Sposato, vogliamo sfatare? Io cerco tutte le mattine di dirlo che non è così, che purtroppo non è che non si trovano i giovani, non ci sono i giovani. Cominciano a mancare i giovani, cominciano a mancare, non perché non hanno voglia, non ci sono, dovete capire questo. Ecco, e poi si aggiunge questi stipendi da fame, loro hanno il diritto del rispetto dello studio che hanno fatto, della laurea che hanno intrapreso, vogliono essere pagati nella maniera dignitosa, ma avete visto gli stipendi che girano? Nelle zone turistiche se arrivi a 1.500 euro è già tanto e paghi un affitto di 600-800 euro. Volete spiegarmi allora se è proprio così che deve funzionare? Cosa ci dice, dottoressa Sposato? Ma allora, io sono totalmente d'accordo. Ovviamente sfato anch'io il mito che non è vero che i giovani non hanno voglia di lavorare. Quello che mi sento di dire è che oggi c'è molta informazione ma anche molta disinformazione, nel senso che abbiamo la possibilità di accedere a qualunque tipo di informazione, basta cercare su Google, su internet, ok? E quindi spesso, secondo me, questo provoca un doppio effetto, no? Da un certo punto di vista le persone non si accontentano più, perché magari vedono diverse opportunità, perché vedono diverse strade, perché vedono chi ha fatto strade magari come quella che vorrei fare io, no? E quindi non mi voglio accontentare di fare il sottopagato, lo stage a 400 euro al mese che ne spendo la metà solo di benzina per arrivare in ufficio, ma è normale che sia così. Proprio perché il mercato del lavoro sta cambiando, il mercato del lavoro richiede molte più competenze rispetto a una volta, le competenze anche che vengono richieste sono cambiate, sono molto diverse rispetto a quelle di una volta e come si accennava prima anche il percorso di studi è cambiato, una volta non tutti si laureavano, cioè adesso non è che tutti si laureano, però molti cioè nel senso finito il diploma moltissimi ragazzi proseguono con gli studi universitari, quindi chiaramente uno dice dopo che ho fatto fatica per tutti questi anni giustamente voglio trovare un posto che riconosca gli studi e la fatica che ho fatto, anche perché si entra nel mercato del lavoro a un'età molto diversa.
rispetto a quella che era una volta, quindi a 24-25 anni giustamente insomma voglio poter esprimere il mio parere, esprimere le mie capacità. Dal punto di vista della natalità, su questo ovviamente siamo assolutamente d'accordo, manca persone, mancano, non ci sono, e questo sicuramente è dovuto anche dal grande calo della natalità che c'è stato negli ultimi anni. Infatti qua ovviamente ci sono diverse misure che dovranno essere prese in considerazione, prima tra tutte l'adeguare il flusso di immigrazione, perché non potremo farne a meno, almeno per quanto mi riguarda dal mio punto di vista bisognerà regolamentare questi flussi, e un'altra cosa che secondo me è necessario fare è diciamo dare dei vantaggi a chi fa figli. Bisogna riconoscere i bonus, bisogna aiutare queste famiglie, perché se io ti dico ti do 10.000 euro all'anno se fai un figlio, uno si sente più tranquillo magari di poter in qualche maniera avere un aiuto in più. Quindi non sono assistenzialista, nel senso che chiaramente poi bisogna lavorare e sono la prima a dirlo, però in qualche maniera le famiglie fanno fatica ad andare avanti con gli stipendi di oggi, quindi dare un aiuto su questo piuttosto che su magari altre cose che potrebbero essere sorvolate, dal mio punto di vista è fondamentale, anche perché secondo me sarà sempre peggio. Cioè già adesso siamo in difficoltà, nei prossimi anni che in qualche maniera si sa che la natalità sta decrescendo sempre di più, veramente saremo in difficoltà. Bisogna accelerare con questo aiuto, perché diventi coppia, ecco, e sì, veramente riesca a capire l'importanza di fare figli, cosa sempre più difficile. Sentiamo anche cosa ne pensa Fabio Caramel di queste importanti parole che ha detto la dottoressa Sposato. Non è vero che non hanno voglia di lavorare, vogliono rispetto per lo studio che hanno fatto, per la laurea che hanno con tanta fatica, magari anche lavorando con lavori umili, diciamolo, sottopagati, per arrivare a questa laurea. Prego. Sì, allora lo confermo anch'io, oltre ad essere presidente dell'Associazione Uguale, sono amministratore delegato di un'azienda qua a Marcon di verniciatura, impieghiamo 15 persone e smentisco quanto si diceva appunto prima, che i ragazzi non hanno voglia. L'unica cosa che mi sento di dire, per un'esperienza puramente personale, è che però vedo pochi ragazzi mossi da passione, nel senso l'ambizione anche di cercare di fare qualcosa di più, nel senso che ho come la percezione che il Covid abbia un po' riclassificato quelle che sono le priorità di ognuno di noi, dove magari il tempo libero, la giornata in più a casa è molto più valutata rispetto alla possibilità di un avanzamento di carriera piuttosto che. Detto questo, riconosco che è un momento storico, sociale molto impegnativo, nel senso il costo della vita è aumentato notevolmente, mentre i salari, gli stipendi no. Dall'altra parte, mi metto dalla parte dell'imprenditore, non c'è neanche nessun tipo di sgravi, quant'altro, nel senso, per poter riconoscere qualcosa in più in busta paga comunque si tramuta sempre in un doppio costo per quello che è l'azienda, nel senso. Io sono la persona. Soprattutto si continua a parlare di precariato, non dimentichiamocelo, questo precariato che nessuno riesce a risolvere, parole, ma non è possibile continuare col mondo del precariato, specialmente che coinvolge i giovani. Un colpo fai un lavoro, poi ne fai un altro, non trovi una soluzione, forse anche i messaggi. Sì, ma devo dire la verità, è cambiato. Allora, ci sono sempre situazioni, nel senso, ogni singolo imprenditore può agire in quello che è il proprio ambiente, ma dopo abbiamo anche delle pressioni esterne, abbiamo una guerra fuori casa, e anche parlando con quelli che sono i miei clienti fornitori, ad oggi è impossibile prevedere come sarà il mercato fra 2 o 3 mesi. E questo cosa comporta per l'imprenditore? Che poter fare delle scelte, delle strategie a medio e lungo periodo è sempre più difficile, siamo costretti a rivedere con una costanza sempre più repentina la nostra struttura, le nostre priorità, il nostro modo di fare, e bisogna essere flessibili negli ultimi 2 anni a rivedere il nostro modo di operare tante volte. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, salutiamo anche Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Volevo fare una domanda a tutti e due i tuoi ospiti, in particolare forse però
alla tua ospite. Alla dottoressa studio, Sposato. No? Sì, perché già si può dire che loro, a differenza di noi altri più anziani, si può definire cittadini del mondo, no? Cioè penso che la tua ospite lì, la differenza sostanziale che ha con altre sue coetanee che sono in Giappone o in Australia è a che ora della giornata e in che modo fa colazione. Per il resto ragiona alla stessa maniera. Quindi voglio chiedere, dal suo punto di vista, quanto è indietro, distante, disallineata in questo momento l'Italia rispetto al resto del mondo avanzato, e se la causa di questo ritardo, che è innegabile, è solamente della struttura burocratica e amministrativa dello Stato, che magari è aliena rispetto alla cultura dei cittadini, oppure è anche una cultura diffusa nei cittadini un po' retrograda rispetto al resto del mondo. La mia domanda è, perché voglio sapere se ho ancora speranza che il mio paese possa riprendersi o se mi devo rassegnare ad aspettare che lentamente venga, tra virgolette, assorbito dalla superiorità culturale e intellettuale esterna. Grazie e buongiorno. Grazie Vladimiro, la dottoressa Sposato, tutta per lei la risposta e poi sentiamo anche Caramel. Certo, allora io credo che ci sia una grande tematica, che è la tematica sociale dal punto di vista di come effettivamente noi siamo anche stati cresciuti. Cioè ci sono paesi, soprattutto i paesi nordici, ok, ma anche ad esempio prendendo come riferimento l'America, nei quali i ragazzini già a 17-18 anni vanno via di casa, ok? Diventano autonomi, vanno al college, vanno fuori, eccetera. Questo provoca una grande autonomia da parte dei ragazzi già in giovane età, cosa che in Italia non è assolutamente presente, nel senso che in Italia se uno è bravo di media 25 anni esce, ma ce ne sono pochi. Bravo, dottoressa. Ce ne sono pochi che vanno via prima, quelli che veramente sono in gamba, o magari chi sceglie di fare percorsi all'estero, percorsi fuori, però allora là si parla di persone che in qualche modo vanno a prendersi la cultura di altri paesi, e io credo che questa sia la motivazione principale, quindi il fatto che a livello proprio culturale siamo più lenti, proprio nello sviluppo. Poi sono sicura e convinta che una buona parte di questa problematica derivi anche dall'istruzione, nel senso che l'istruzione italiana è molto teorica, cioè molto poco pratica, è molto poco basata sul fare pratica reale nelle aziende, provare effettivamente cose vere, ma è molto ancora sul studio memonico, quindi imparare a memoria, a differenza di molti altri paesi, e quindi anche questo secondo me provoca poi un ritardo di quello che è il mondo, l'entrata nel mondo del lavoro e l'entrata nel percorso di carriera. Tutte queste cose qua poi si uniscono e diciamo diventano la motivazione per la quale noi in qualche maniera siamo un po' più in ritardo rispetto agli altri. Cioè io ho molti coetanei che in America, amici, persone che vivono là, che conosco, che alla mia età già sono avanti. Cioè, e io mi dicono sempre: tu a 24 anni sei molto avanti per la tua età, per quello che hai fatto. Io ho un'azienda che ha 2 anni, adesso l'ho aperta quando avevo 22. E mi dicono: caspita, che precoce che sei, cioè complimenti, quando in realtà fuori dall'Italia questo è l'ordine del giorno, cioè sono queste le età in cui si fanno le cose. Quindi mi sento di dire che questa sia la prima problematica, fra virgolette, poi è un retaggio culturale che sicuramente da un lato sarebbe bello riuscire a svecchiare, ma dall'altro lato forse si sta sempre più allungando, sempre con il fatto che, come diceva prima il mio collega, gli stipendi sono bassi, il costo della vita aumenta, la gente esce fuori di casa sempre più tardi e di conseguenza questo periodo, no, si allunga sempre di più. Poi sicuramente, diciamocelo, la burocrazia italiana non aiuta, perché per riuscire a quella noi, vero? Sì, per riuscire a creare una qualsiasi cosa è veramente difficile. Cioè io che ho comunque un'azienda innovativa, cioè noi facciamo una cosa unica al mondo, ok? E mi scontro tutti i giorni con problematiche legali, burocratiche, proprio perché in qualche maniera molte cose neanche sono disciplinate, cioè neanche sono proprio neanche mai state pensate, proprio perché non se ne parla molto. Adesso magari si è cominciato un po' a parlare di intelligenza artificiale con ChatGPT e quello che è successo. Si opera con l'intelligenza artificiale, pensate voi, esatto. Cioè pensate voi. Esatto, perché? E invece in Italia moltissime cose ancora non sono disciplinate perché neanche non sono mai state prese in mano, e quindi quando ti trovi ad essere il primo attore, la prima persona che in qualche maniera si approccia a questo mondo in questa maniera, ti trovi anche bloccato.
Allora mi viene in mente una frase, ma gliela dico dopo, dottoressa, perché abbiamo Aldo da Vicenza in linea. Vai Aldo. Allora, io volevo ricordare quando mia figlia aveva 6 anni che ho partecipato a un convegno, si parlava dell'Unione Europea. E allora una scuola ha detto: ma noi facciamo una raccolta delle fiabe, la raccolta delle canzoni, e io che lavoravo già all'estero dicevo: ma ragazzi, a 17 anni, a 20 anni la gente, i tedeschi sono già formati, sono già capaci di lavorare. E adesso, anche adesso, io ho una società di ingegneria microscopica, no? Io mi trovo non è vero che gli italiani non hanno voglia di lavorare, la colpa è allora faccio un inciso, io vengo da una famiglia bene, no? Che aveva sarà quando il mio vicino che era figlio di un colonnello ha voluto andare a vendere i giornali. Io ho avuto contro i miei genitori, perché cosa dicono che che tocca andare a vendere giornali? E io ho imparato alle 2 concetto Cavion a caricare gli albuni al mercato, alle 6 davo fuori. Quello mi ha insegnato a lavorare. Il fatto che si fanno concorsi, ricorsi e che cazzarola e tutto che gli va dietro, ma bisogna provarli sul campo, perché io non saprò mai come si comporterà uno nel momento del bisogno. Grazie di avermi ascoltato. No, grazie a te invece Aldo. Guardate, sono telefonate molto importanti. Intanto il popolo che parla, che di solito non si ascolta mai, e il popolo ha buon senso, il popolo ha lavorato, sa cosa vuol dire anche i nostri diversamente giovani, la miseria, no la fame. Ecco, adesso non si può morire di fame, qui in Italia non si muore di fame, se muore perché non chiedi aiuto, ma non si non si muore più di fame. Però quello che manca, e Aldo ha sposato quello che ha detto la dottoressa, sposato, fa anche, proprio si colloca bene, ha detto devi lavorare, saper lavorare, non in teoria, anche in pratica. Soprattutto. Sentiamo anche cosa dice Caramel, poi rispondiamo a Aldo da Vicenza anche con la dottoressa sposato. Prego Caramel, lei poi è anche un imprenditore, anche lei, perciò niente di meglio stamattina. Una volta... Non posso che confermare, in verità rispondendo anche alla telefonata di prima, arrivo da una piccola esperienza all'estero, proprio in Australia, e si nota completamente questo divario, e credo che appunto il problema sia appunto nella nostra formazione scolastica, non solo fino alle superiori dove c'è moltissima teoria, ma parlo anche personalmente di quello che è stato il mio percorso universitario, un percorso di economia. Si analizzano solo casi molto grandi, solo casi di successo, spesso molto lontani da quella che è la verità dei fatti, e solo iniziando a lavorare ho capito veramente cos'è lavorare all'interno di un'azienda, affrontare le problematiche quotidiane che l'università non ti prepara ad affrontarle. Io forse parlo più da un punto di vista come si può dire, manageriale, dirigenziale, che non pratico, ma credo che alla fine il problema sia lo stesso, nel senso che vediamo solo casi studio, solo casi di successo, e alla fine quando ci troviamo ad affrontare quella che è la quotidianità andiamo spesso in difficoltà. Motivo per cui, riallacciandomi all'inizio del discorso, la prima domanda che mi è stata posta, è fondamentale che la nostra freschezza sia affiancata da chi ha più esperienza, nel senso che chi ha più esperienza deve disegnarsi, deve quelle che sono. Anzi, io sono molto fiducioso su quelli che sono i nuovi giovani, perché gli strumenti e le tecnologie che abbiamo a disposizione
ci consentono di interfacciarci con tutto il mondo, quindi il nostro mercato di riferimento non è più solo il nostro comune, ma noi oggi parliamo al mondo intero. Ovviamente bisogna saper parlare con cognizione di causa, motivo per cui è importante avere in fianco a noi chi ha un po' più di esperienza, chi di esperienze ne ha fatte, perché è solo il mondo del lavoro che in Italia ci consente di formarci, perché, ripeto, credo che la formazione italiana sia solo teoria, troppa teoria. Bravo Caramel. Allora, quello che volevo aggiungere prima, che dicevo sia alla dottoressa Sposato che a Caramel, io prima di voi ho avuto il professor Fabrizio Marella, che è docente di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. E non è la prima volta che viene, però la prima volta che è venuto ha avuto il coraggio di dire cose che non sentiamo mai da nessuno, ma come posso io confrontarmi in Europa avendo di fronte un'italiana, in quel caso era una cantante, e parlare di diritto internazionale? Ma vi rendete conto che abbiamo bisogno di persone competenti, che abbiamo bisogno di fare squadre di persone italiane competenti e brave, perché dall'altra parte, negli altri paesi, ci sono. Certo. Voi non avete idea cosa vedo io. Ha avuto il coraggio di dirlo. Questa mattina gliel'ho ricordato. E sa cosa mi ha detto Caramel? Perché lui è fortissimo. Ha detto, è un pezzo che non vado più a Bruxelles. Spero che le segreterie di partito abbiano ascoltato e qualcosa migliori. Capisce che se ci troviamo così, parliamo di andare nello spazio e non abbiamo ancora la banda larga in certe situazioni qui nel nostro paese? Abbiamo dato lo speed agli anziani che non sanno neanche adoperare i smartphone, hanno ancora il telefonino e guai se cambiano solo una virgola di quel telefonino, dove io ho avuto un fisico australiano che ha detto guardate gli anziani qui cosa stanno facendo, e avevano i tablet, ma erano là tutti che smanettavano. Ma chi ha accompagnato queste persone? Chi fa i laboratori, come dice questo fisico australiano che avevo? Ma qui ci sono i laboratori veri, ha detto. Io ho detto, scusi, cosa vuol dire laboratori veri? Laboratori dove si fa laboratorio. A lei, dottoressa Sposato, visto che adesso curricula non si porta più, perché la dottoressa Sposato è qui per questo, per spiegare che il curricula è già tramontato. Prego, dottoressa, poi sentiamo Caramel. Beh, allora diciamo che sì, noi siamo molto indietro anche da questo punto di vista, nel senso che si tende molto a fare sempre le cose sono sempre state fatte così, e quindi quando poi si cerca di fare qualcosa di nuovo ci si scontra con due fazioni di persone, quelle che sono super esaltate dalle novità e quelle che invece non vogliono saperne. Cioè proprio io vedo nel mio lavoro, che ne abbiamo appunto creato comunque una piattaforma innovativa, proprio queste due tipologie di persone, quelle che ci credono tantissimo o quelle che ci dicono è tutta una truffa. Tra l'altro è pure gratis il servizio, quindi non si capisce dove sia la truffa, ma non importa. E quindi io posso solo immaginare, no? Il fatto di dare insomma almeno un percorso che possa essere utile, ad esempio nel caso degli anziani, per insegnare loro a utilizzare lo SPID, in Italia chiedi al nipote, cioè nel senso è proprio chiaro. Ma se una non ha il nipote, poveretta, cosa fa? Se non ha il nipote o va dalla vicina o poverino non ha lo SPID e di conseguenza non si scarica le sue cose, cioè è veramente un'assurdità da un certo punto di vista, perché si cerca in qualche maniera di fare queste azioni di innovazione che però non sono contestualizzate, cioè nel senso non sono seguite come si dovrebbe fare. Cioè se tu vuoi fare una cosa nuova devi creare l'ambiente per poterla far funzionare, non puoi avere l'idea e dire ok che bello facciamo questa cosa però poi il contorno non funziona, perché altrimenti hai sprecato soldi, hai sprecato tempo, hai fatto magari anche incavolare delle persone che ci hanno provato e non ci riescono, e quindi il risultato di tutta questa manovra è un fallimento. Cioè. Sentiamo anche Caramel, prego. Ritengo anch'io lo strumento del curriculum superato, nel senso che è uno strumento che sì, descrive magari le esperienze fatte, ma dopo mi piace. Ma abbiamo il collegamento, la connessione che non va bene.
Caramel, provi a rimettere un po' la connessione perché sennò la voce va via e non riusciamo a seguire il discorso. Riprovi, prego. Meglio? Sì? Almeno spero. Ok. Allora, stavo dicendo che ritengo anch'io lo strumento del curriculum uno strumento, non dico superato, ma limitato, nel senso, oltre a descrivere quelle che sono le esperienze, poco mi dice su quelle che possono essere le ambizioni della persona, il percorso che vuole fare, quali sono le passioni. E per me è una cosa importantissima, infatti solo parlandoci ho la possibilità di farmi un'idea su chi ho davanti, e mi piace sempre pensare al lavoro come uno strumento con cui la persona possa realizzarsi sia all'interno dell'azienda ma anche per i propri obiettivi di persona, di famiglia, e credo che solo se riusciamo ad essere felici, soddisfatti nell'ambiente lavorativo riusciamo a essere performanti. Ecco perché per me è importante sapere non solo tutto quello che c'è stato prima, ma anche sapere la persona dove vuole andare e che tipologia di percorso vuole fare. Io mi batto, mi impegno per cercare di creare un ambiente di lavoro che sia il più virtuoso possibile, ma solo se sono affiancato da persone altrettanto ambiziose e predisposte a fare una tipologia di percorso, riusciamo ad ottenere questa tipologia di ambiente. Allora andiamo a vedere anche un altro ragazzo, anche questo un creativo, andiamo a vedere a Villa Margherita Inclusiva questo Johnny Moretto che presenta l'acquaponica. Adesso siamo fermi qua con Johnny Moretto e la sua giovane impresa che ci sta raccontando delle cose fantastiche. Ad esempio vi mostro, ho già i semini pronti, quindi Enrico dopo andiamo a casa e li piantiamo. E io darei la parola un attimo a Johnny se posso, perché così ci racconta un attimo tutta la storia. Hai già fatto. Ok, grazie. Niente, con l'azienda Moretto Farm noi proviamo a coltivare in modo più sostenibile attraverso la tecnica dell'acquaponica, che vuol dire coltivare senza il suolo e concimando con i pesci. In sostanza abbiamo delle vasche dove i pesci nuotano all'interno, concimano l'acqua con i loro escrementi e le piante assorbono questi nutrienti e tornano l'acqua pulita al pesce. In questo modo non serve utilizzare fertilizzanti chimici e l'acqua è sempre la stessa, viene solo rabboccata a quella che evapotranspira. Oltre a questo promuoviamo anche tecniche di coltivazione ad alto contenuto vitaminico e minerale, come questi che sono i microortaggi, i microgreens. Sono dei semi biologici normalissimi e vengono piantati su delle vaschette ad alta densità e ogni settimana si possono raccogliere e mangiare come fossero dei piccoli ortaggi da usare come contorno su una frittata o su una zuppa. E infine, l'ultima parte, facciamo miele. Quindi facciamo apicoltura classica, siamo tra il Piave e il Montello, quindi possiamo fare mieli di Tarassaco, Acacia, Rovo, Castagno, Tiglio, Pollini e varie. Allora, dottoressa, ha sposato un altro giovane che è stato ospite della Mirella diverse volte, perché mi piace questa creatività, visto che i giovani non hanno voglia di fare niente, invece dimostro che, e voi siete un esempio anche questa mattina, cosa fanno i giovani. Ma soprattutto, ecco, lui è andato in Australia, l'ha raccontato, ha visto questi ortaggi coltivati con l'acquaponica e ha detto: perché no da noi? Perché non farlo? Ma come ha detto lei, 1000 difficoltà. È perché lui ci ha proprio creduto, ma quante difficoltà in tutta Italia, pensate ce ne sono solo 3 di queste aziende. Prego dottoressa, ma perché così tanta fatica? Beh, allora parto dal presupposto di dire che penso che l'approccio sia super corretto, nel senso che oggi ovunque guardiamo ci sono delle opportunità, qualunque cosa si prenda in mano, qualunque cosa si guardi si può crearne un'opportunità, quindi partire da una cosa che magari è stata fatta in un altro posto del mondo, prenderla e rifarla magari facendola meglio, sicuramente è un approccio vincente.
Chiaramente si va incontro a molte difficoltà, io sarei falsa anche se dicessi che per me è stato tutto semplice, perché in questi 2 anni di lavoro ho affrontato moltissime difficoltà, dal reperire le conoscenze che mi servivano per mettere sul progetto, quindi immagino anche per il mio collega reperire tutte le informazioni che servissero per poter avviare la cosa, dal punto di vista burocratico, dal punto di vista legale, dal punto di vista del consulente, del commercialista, del notaio, quindi tutta la parte burocratica. Ma non solo, anche la capacità di trovare le persone giuste per il tuo team, quindi la capacità di saper trovare prima di tutto e anche selezionare quelle che sono le persone che poi in qualche modo vanno a fare la differenza nella tua azienda, perché se ti circondi di teste pensanti il tuo progetto riesce a prendere la piega che tu vuoi, se invece ti circondi di persone che in qualche maniera fanno solo quello che gli dici si arriva Dottoressa, solo fino a una devo certa. fermarla perché abbiamo Leone da Trebasele che devo salutare, ho solo un minuto, ma ce la facciamo come sempre con l'intelligenza artificiale. Vai Leone! Ciao Mirella, grazie, Ciao. sono tutti ospiti. Allora, si stava dicendo che all'estero gli anziani fanno di tutto con i computer e noi in Italia no. E adesso che ci sono questi soldi di PNRR, perché non li adoperano per digitalizzare anche tutti gli anziani, così dopo avremo meno problemi. Comunque, Grazie Leone, devo chiudere, se no non ce la faccio a salutare, poi ci sentiamo domani io e te naturalmente perché sei arrivato troppo lungo, tantissime telefonate anche questa mattina. Caramel, come ci saluta? Pochi secondi. Allora, vi saluto, vi ringrazio, è stata una bellissima opportunità per me poter discutere tra giovani imprenditori su quelle che sono le nostre criticità che affrontiamo. Io comunque sono fiducioso, siamo bombardati sempre da notizie negative. Grazie Caramel, devo chiudere perché non ce la faccio, il tempo è il tiranno, anche se un'ora è volata, ma vi inviterò ancora. Grazie alla dottoressa Sposato. Grazie a voi. Grazie a voi perché veramente anche stamattina siete stati fantastici. Ciao a tutti, la posta di Mirella.